Amici bellini, e come siete bellini, voi siete sempre bellini, siete molto bellini, ma veramente, mica lo dico così, dice una cosa così, no, veramente, via. Iscrivetevi al canale. No, nessuno. Che state aspettando? No, siete completamente pazzi? Cose, vabbè. Vabbè. C'è un po' di lag, non va bene. Non va bene, partono spottini, parte la lag, non va bene, assolutamente. Signori, l'ansia lo so, la sento, la vedo nei vostri commenti, vedo Luca, che saluto, vedo Marco, vedo Luca, vedo Massimo, vedo Roberto, vedo Diego Maradona, vedo Balanite, vedo Mucedil, vedo Giovanni D'Alessio, Giuseppe Argento, Angela Torre, Stream Elements, giustamente, Mario Delle Vedove, Raffaele Petrullo, Matteo Fragnito, Mary, c'è anche scatta tutto. Io clicco su Mary ed esce Marco Tarantino, clicco su Alessandro Forte ed esce Marco Tarantino, clicco sul Dente Avvelenato ed esce il Dente Avvelenato, il nostro bassista preferito, Gargarismi col sale. Attenzione a Frank Parziale, attenzione al grandissimo Frank Parziale, a cui mando un bacione. Grazie sempre, amico mio. Grazie anche dei tuoi messaggi su Instagram, ragazzi. Iscrivetevi a Instagram, seguitemi su Instagram, che stiamo diventando bellini anche su Instagram. Grazie Frank. E volevo dire a tutti quanti grazie assai, perché quando io poi vado ospite da altre parti e vedo la chat piena di amici bellini che si salutano tra di loro, uè, Caputo Francesco, Caputo, buonasera Valerio da Juventino, ciao, bentornato Caputo, ti sei fatto un po' di vacanza, ma bentornato amico mio. Insomma, vi volevo dire che siete troppo belli, perché io vado da una parte e ci sta la chat che diventa immediatamente bellina, vi salutate tra di voi, la gente non ci può credere, è veramente straordinario. Quindi io non mi concentrerò più, farò il possibile per non concentrarmi più sui TVB, ma mi devo concentrare su di voi, perché una community così non ce l'ha nessuno, vedi? E aumentano pure, quindi benvenuti a tutti quelli nuovi. L'ultimo scritto qua è Vincenzo Di Rosa. Ma come si saluta? Capite? Bravo, così funziona la community, bravo Pablo, è proprio così. Angioletta, Francesco Perrone, siamo la tua ombra, bellissimo Mary, alla grande. Su 30 20, sì, lo so. Invece in questo momento siamo 80, voglio 100 like di buona fortuna. Andiamo di banner, hai ragione amico mio, ce l'ho qua pronto, vediamo di metterlo subito, eccolo qua, no spoiler, real times, Napoli Udinese 0-0, no spoiler, in real time. Buonasera Luca Elka, buonasera Charles Bukowski, la paura dei polli è sempre lì, Max Allegri che oramai è diventato un nostro seguace folle. Max, ma tu andrai ad allenare l'anno prossimo? Vito Calvarese, già sto male. Rossana, io te lo posso anche dire, però non dipende proprio da noi. Ciao al norvegese. Fabio che se lo so, io qua lo so che questo sarà un tema se poi le cose non vanno bene. Ovviamente ricordiamo, ciao Maria Elena, ciao Ken, ricordiamo che all'andata i 3 punti ce li ha portati proprio Bakayoko, quindi speriamo bene sotto questo punto di vista. Sincronizziamoci Luca, non ti preoccupare, adesso io farò partire il timer al momento opportuno, vedrai il timer che parte e speriamo che vada tutto bene. Buonasera Showtime, va benissimo, no, ma lo capisco sia tu che Marco, ragazzi, ognuno ha i suoi riti, i riti bellini, le rite. Pasquale Cervero,
Pasquale Cervero per la mia telecronaca preferita, che meraviglia amico mio, grazie mille, grazie infinite. La tua donazione, il tuo supporto viene sottolineata da Mertens, come vedete qua. Se mi vedete un po' laggare non vi preoccupate, perché poi dopo migliora, l'importante è che mi sentite bene. Ciao, ci vediamo tra un Bitcoin, esattamente. Ciao Evelyn, ciao DC, Elio Donato, perfetto. Ok ragazzi, vedo Gattuso, io ovviamente sto un po' in ritardo, è così che vada bene. Quindi lasciate il like, andate a vedervi la partita. Abbraccio tra Gattuso e Gotti, molto affettuoso. Io ho il tacchino, ho la penna. Un giornalista ne manca la penna, un giornalista, questa è una penna speciale, specialissima. C'è anche Yam in tenuta da guerra, bravo, bravo. E il Ciuchi, Brian Morales Mendoza. Speriamo che sia la partita del Ciuchi, il Ciuchi, vamos, vamos. Vamos con il Ciuchi, ricordiamo che all'andata si prese un grande rigore che Insigne trasformò. Buona partita Roberto, anche a te. Alla grande, a dopo ragazzi, non vi preoccupate, che dopo abbiamo anche una sorpresa, eh? Grazie Luca, tanto, tantissimo, ci tengo moltissimo, perché non è che torna la musica e io poi abbandono la mia community, no, dormo di meno, magari dormo di meno, ma non vi abbandono, voglio continuare a farlo, mi state dando grandissime soddisfazioni. Saluti da Bolzano, un saluto anche a Fabio dalla Germania, Forza Napoli, buonasera Marco Aveta. I diffidati sono Osimhen e Mario Rui. Un dato evidenziato da Sky, 14 punti in più, 22 gol fatti, 8 in meno subiti rispetto all'anno scorso. Gattuso out immediatamente. Un abbraccio. E ci siamo quasi, io sono pronto a far partire il timeruccio e poi non vi leggo più, ovviamente devo guardare la partita, devo stare concentrato, devo vedere di non perdere la calma, una serie di cose. Vai Angioletta, vai Angioletta, Stellina, io lo faccio partire quando mai, eccolo qua, lo so cosa intendi, non ti preoccupare. Luca Gotti somiglia un po' a Bacconi, Voglio portare Bacconi sul canale, ragazzi, che belle tattiche che fa, che belle analisi tattiche che fa, veramente bello, proprio è un momento alto di televisione in quel caso, ve lo porterò. Voi ve lo meritate, allora ci siamo quasi, sono pronto sullo start. Gattuso concentrato nella sua tenuta classica, Calvarese fa il bravo, batterà l'Udinese, siamo pronti, dai che abbiamo 3 minuti di ritardo, dai muoviti. Un saluto anche a Baby Fox, è partita, il timer è partito, ok, 3 secondi, va benissimo, ciao, ci vediamo dopo, banner. Udinese con tantissime centrocampiste. Striger Larsen, che tra l'altro mi piace molto, terzino versatile, e vediamo di cosa si tratta. Rachmani, ricordiamo all'andata protagonista di quell'infortunio nel retropassaggio a Meret, confermato Meret. Manolas serve Di Lorenzo, che prova il lancio per Osimhen uguale a come abbiamo fatto con lo Spezia. È uno schema. L'Udinese recupera palla e prova a ripartire, ci mette una pezza Bakayoko. Diciamole subito le cose, ci mette una pezza Bakayoko e il Napoli recupera palla. Yusai per Rachmani, per Fabian, che si abbassa molto, quasi da terzo centrale, e avanza. Vediamo, perché senza Demme ci sono probabilmente dei movimenti diversi da fare. Yusai vede Zelinski, il passaggio è leggermente troppo corto, ma l'Udinese in affanno la mette in fallo laterale.
Bakayoko Insigne. Baka. Dai Fabian che crediamo in te. Ancora Di Lorenzo in possesso palla, trova Insigne che cerca e trova Lozano. Lozano può puntare il suo avversario, stringe verso il centro Lozano, scarica verso Fabian, ancora pallone per Di Lorenzo, il cross di Di Lorenzo è un po' lungo per tutti, ma arriva Yusai che la rimette in mezzo, non riesce a intervenire Osimhen ed è Bakayoko a recuperare molto bene il pallone e a fermare un possibile contropiede. Secondo buon intervento di Bakayoko. E un bacio, mi sono girato al volo a Mario Ottaviano, un bacio grandissimo amico mio, grazie sempre per il tuo supporto e per essere qui con noi. Grazie infinite, l'ho visto proprio con la coda dell'occhio, mentre Zielinski viene messo a terra, chiede scusa, vi faccio capire che a che livello. Zielinski viene messo a terra, il difensore dell'Udinese chiede scusa e Calvarese non chiama niente. Cominciamo. Vabbè, siamo proprio alla frutta proprio. Chiede scusa per non avere la munizione. Osimhen recupera palla molto bene, Insigne non la controlla bene. Ritorna in possesso di palla l'Udinese. Pereira, attenzione a Pereira. Ancora Bakayoko, terzo pallone recuperato molto bene, riparte il Napoli con Zielinski. Costretto a fermare e a driblare anche Calvarese, buono il filtrante per Lozano, la tocca, ma nel contrasto alla meglio l'Udinese. Cominciamo buono. Si è bloccato, Mario Ottaviano, bellissimo, vabbè, va bene. Non so perché, non fa niente. Ci fa piacere, magari la prossima donazione lo sblocco oppure lo lasciamo con noi qua tutta la sera, che fa? Non fa niente. Udinese in possesso di palla, ora è Zielinski che attacca il centrale. Strigel Larsen sulla sinistra, avanza. Pallone per Pereira che perde palla, Lozano gliela soffia, Zielinski non ci arriva. E ora è Osimhen che cerca di disturbare e ci riesce a disturbare il difensore, insegue il pallone che però arriva tra le braccia di Musso. Ora è De Paul che si abbassa per ricevere palla, vediamo un pochino. Pereiro, il pallone è uscito. No, Pereira, riesco a levare questo qua, come si fa? No, rimane, fa niente. Mario, ti fai tutta la live con me, non fa niente. Fallo su Di Lorenzo. Proteste particolari dell'Udinese, non so cosa protesti, fallo netto, non capisco proprio. Comunque Fabian nel centro di cerchio campo, serve Di Lorenzo che torna da Manolas. Sulla fascia sinistra c'è Yusai libero che riceve, torna da Rachmani e ora è Fabian che si fa vedere. Stiamo rivedendo il Fabian quasi terzo centrale a destra per impostare. C'è un fallo di mano dell'Udinese, calcio di punizione per il Napoli. Va sulla palla Insigne. Nessun cartellino giallo per il fallo di mano, non so se si poteva dare o meno. Calcio di punizione per il Napoli dalla destra. Vediamo cosa succede. Parte Insigne, il cross, colpo di testa sfiorato da Rachmani e c'è fallo.
Uè, Michele Sarnelli ha sbloccato tutto, grande Michele, grazie. Ci sarà calcio d'angolo, grazie Michele. Forse hai sbloccato le animazioni, grandissimo, grazie mille, esattamente sì. E torna anche Insigne. Wow, sei un grande Mario, si sblocca anche il Napoli alla grande, vediamo un pochino. Parte Insigne dalla bandierina, Osimhen, il tiro ribattuto, chiama un fallo di confusione l'arbitro, io non ho capito cosa ha chiamato, il tiro di Osimhen era molto pericoloso. Osimhen su questo calcio piazzato, vabbè, forse ha chiamato un fallo a Manolas. Osimhen, il tiro rimpallato. Sta sempre lì, sta pronto per le palle vaganti, tiri forti, tiri potenti. Vediamo un po'. Mertens a colloquio con qualcuno. Striger Larsen, attenzione, pallone recuperato da Osimhen che serve Insigne, prova il tiro dalla distanza, ribatte Musso con le mani aperte, pallone forse centrale, Insigne al 7° minuto, seconda occasione per il Napoli importante. Ancora un buon pallone recuperato da Osimhen in primo pressing e l'Udinese è costretto a lanciare, l'Udinese è costretta a lanciare in avanti verso Okaka, ma pallone che finisce in fallo laterale. Buon inizio del Napoli, si può dire. Ora è Fabian che cambia tutto a cercare Yusai, oramai padrone della fascia sinistra, Yusai, ai danni di un Mario Rui che è ancora diffidato. Passaggio filtrante di Fabian per Lozano, purtroppo un rimpallo con il difensore favorisce l'Udinese e sarà fallo laterale per i bianconeri. Rivediamo, o no, o magari non ce lo fanno rivedere, non ha importanza. Lungolinea di Striger Larsen, Okaka non può intervenire, interviene Manolas che serve Rachmani, il Napoli ritorna in possesso di palla con ora Yusai e Manolas. Pallone che passa di nuovo tra i piedi di Fabian, giustamente le azioni cominciano da lui e non da Bakayoko, è giusto che sia così. Ora Fabian trova un buon filtrante per Insigne che allarga bene per Yusai che ha un po' di spazio davanti a sé. Insigne si fa vedere di nuovo, viene attaccato da De Paul ma Insigne con un movimento lo fa fuori. Il tacco per Yusai, poi il Napoli è costretto a tornare dietro da Bakayoko che serve sulla sua linea di Lorenzo. Ora è Lozano taglia tutto il campo e cerca di servire dall'altra parte Yusai. Insigne davanti a sé, Insigne riceve palla, guarda al centro dell'area, Insigne serve però Fabian che ha un po' di spazio, la palla sul sinistro, il tiro rimpallato, ancora un tiro di Fabian e ancora un calcio d'angolo per il Napoli. Fabian deviato. Rivediamo il tiro di Insigne molto centrale e potente, Musso non rischia. Ora è Zielinski, la battuta corta con Fabian, il cross al centro di Fabian è buono per Osimhen, il colpo di testa di Lorenzo, no! Mamma mia, non era facile, ve lo dico, non era facile, si può parlare di gol mangiato. Il colpo di testa di Osimhen al centro di Lorenzo in acrobazia, non riesce a trovare la porta. Secondo me non era facile, ma forse per un attaccante lo sarebbe stato. Di Lorenzo alto, clamorosa occasione per il Napoli. Siamo già a 4 occasioni importanti. Ragazzi, non facciamo quelli che poi tirano e poi che lo sapete come va a finire, no, voi lo sapete già. Fabian Ruiz per Manolas, pallone che torna a Yusai, si muove Bakayoko ma Yusai cerca di servire Insigne, anticipato, fallo di Yusai su De Paul, Insigne lo aiuta ad alzarsi, leggera spinta, pallone che torna all'Udinese.
Le urla di Gattuso, quarto pallone recuperato da Bakayoko, scambia con Insigne, non riesce a chiudere il triangolo, ma buon pallone recuperato da Bakayoko ancora, e pallone che finisce in fallo laterale. Bene ragazzi, stiamo parecchio corti e stiamo chiudendo bene le linee di passaggio, l'Udinese non riesce a tenere palla. Di Lorenzo cerca di servire Zielinski che viene anticipato, ancora De Paul per Pereira, spinto da Rachmani, fallo a centrocampo per l'Udinese. Ci sta. Rodrigo De Paul sulla palla, torna dai suoi difensori che fanno muovere bene il pallone. Ora è Di Lorenzo che anticipa il suo avversario ma viene fermato in maniera regolare. Ancora De Paul cerca la verticalizzazione su Okaka, interviene ancora Bakayoko molto bene, palla che torna all'Udinese. Buon inizio di Baka, ancora Pereira, il cross rimpallato da Yusai poi libera e Osimhen riesce addirittura a trasformare una palla spazzata in un possibile pericolo. Bravo Zielinski di testa per Insigne, colpo di petto e passaggio a cercare Lozano impreciso. Non dobbiamo essere frettolosi nel far ripartire l'azione. Mi sa quella fretta di segnare, che abbiamo già fatto 4 occasioni importanti e non abbiamo segnato. Dobbiamo stare calmi, la partita è lunga. Dobbiamo stare calmi. Ancora Osimhen cerca di strappare il pallone a un centrocampista, deve stare attento Osimhen perché è diffidato. Pallone recuperato da Yusai e Bakayoko e il Napoli riparte con Fabian che alza la testa e cerca un passaggio, trova Zielinski, il controllo, viene poi spinto, calcio di punizione per il Napoli. Vedi Fabian e Osimhen che si parlano, Fabian che dice tu vai che io te la do. Ancora Fabian in possesso di palla, serve Manolas che avanza un pochino lasciando la sua zona di competenza. Rachmani trova Insigne, alza la testa, cerca un movimento senza palla, Insigne la sventaglia per Di Lorenzo che la può controllare di petto ma la palla esce. Capelli veramente improponibili, ma tant'è. Riparte De Paul in posizione di mezzala destra, ancora De Paul, pallone controllato dal terzino dell'Udinese, ora il cross, esce Meret, bene, e la blocca in presa alta. Forse hai sentito il nostro video di approfondimento. Lozano, il profondo passaggio in profondità per Osimhen che cerca di nuovo Lozano con un passaggio ma la palla finisce in calcio d'angolo. Si cercano i due giovani talenti e rivediamo il colpo di testa di Osimhen e il gol cercato in acrobazia da parte di Lorenzo che allarga troppo il piatto, avrebbe dovuto fare una sforbiciata a chiudere a terra, non facile. Fabian Ruiz e Zielinski dalla bandierina, parte Zielinski, il cross buono per ancora Osimhen, ancora un colpo di testa leggermente alto, rivediamo. La prende quasi con la faccia, testa alto, non inquadrando la porta. Ancora un'occasione per il Napoli che ci segniamo sul tacchino dei polli. Il tacchino dei polli.
I rumori. Allora, rinvio dal fondo per l'Udinese quando siamo a 8 secondi dal 17esimo. Pallone messo a terra molto bene da Fabian, scambia con Lozano, ancora Fabian per Di Lorenzo, un palleggio. Di Lorenzo poi è costretto a liberarsi del pallone, ma c'è una deviazione. Fallo laterale per il Napoli, per deviazione di Okaka. C'è poco movimento senza palla, Di Lorenzo è costretto a tornare da Manolas, ma in sicurezza, bene così. Manolas, Rachmani e ancora Fabian. Vertice basso che prova il lancio lungo verso Osimhen, stoppo di petto, controllo e passaggio per Lozano. Attenzione, Lozano ha cercato di nuovo Osimhen, potevi andare anche tu, amico mio. Maledizione. Era un'occasione molto importante. Interviene Insigne, recupera un pallone vagante, cerca lo spazio per il tiro, ma serve Lozano. Lozano ancora un cross al centro, troppo morbido, arriva Fabian, il controcross di Fabian. Il Napoli sta creando tantissimo, ragazzi. Sta creando tantissimo. I ragazzi sono in buona forma. Dobbiamo solo essere più cinici sotto porta, dai. Dai, che se no non va bene. Siamo al 18esimo, controllo totale, possesso di palla generale. Lozano. Il controllo, lo scarico da parte di Lozano per Di Lorenzo, ora è Manolas che serve Rachmani. Lascia il pallone a Fabian Ruiz che trova Insigne, che torna indietro da Rachmani, che in sicurezza appoggia a Meret, che gli restituisce il pallone. Cerca il Napoli di stanare un po' l'Udinese in questa fase, aspetta un pressing che in questo momento l'Udinese fa, gira bene il pallone a Di Lorenzo che adesso è solo e può avanzare, ha molto spazio davanti a sé. Lozano chiama la palla, Di Lorenzo si ferma, ora è Bakayoko, ancora Insigne in posizione inedita, messo a terra, calcio di punizione per il Napoli. Fa bene il Napoli a non avere fretta perché bisogna anche stanarli, loro sono molto chiusi, 3-5-1-1 praticamente. Insigne cerca di servire Osimhen ma il pallone è un po' largo, interviene Musso. Non va a buon fine questo schemuccio. Riparte l'Udinese. Che torna dai 3 difensori centrali. State lasciando i like, perché se non lasciamo i like non si sblocca la partita. Un like per sbloccare la partita. Lo so che vi state guardando e vediamo un po' con la telecronaca. No, togliete un attimo la chat, sbloccate la partita con i like. Siamo 163, ci dovrebbero essere 200 like. Dove sono? Dove sono? Dove sono? Dove sono? Bakayoko per Di Lorenzo che trova Lozano, ancora pallone di ritorno per Di Lorenzo che viene attaccato da Striger Larsen e gli soffia il pallone, prova a ripartire l'Udinese ma Lozano fa buon pressing, ora palla che torna a Striger Larsen, pallone profondo per Okaka che ha il problema di girarsi, lo fa. E ora l'Udinese riparte dal difensore centrale. Pallone recuperato ora da Manolas. Deve risistemarsi il Napoli perché c'è Manolas al posto di Rachmani, tutto al contrario. Ma possesso di palla per Insigne che lancia Osimhen che riesce ad arrivare sul pallone, punta il suo avversario, torna indietro, arriva Zielinski che però cercava di servire con il primo tocco Yusai, pallone che resta lì e l'azione non si concretizza. Io dico che Zielinski ha dato tutto purtroppo non gli vedo la brillantezza che gli abbiamo visto nelle ultime giornate e già nell'ultima.
è già nell'ultima, questione di soffrire il caldo, questione di una stagione lunga dove finalmente è stato protagonista, le ha fatte tutte e si soffre. Ancora Udinese in possesso palla nella tre quarti del Napoli, pallone che va a Pereira, ancora De Paul che cerca un'idea, viene attaccato da Fabian, quindi l'Udinese ricomincia dalla sinistra, ma fa buona guardia il Napoli con i movimenti, con le preventive, con l'attacco degli spazi in fase difensiva, e quindi l'Udinese è costretto a tornare da Musso. Ora colpo di testa di Di Lorenzo in fallo laterale. Ma che dite, la posso fare la telecronaca per il Napoli? Falco, ma che c'è il piccolo, sta dormendo là, vedi? I like silenziosi, piccoli like silenziosi, attenzione De Paul, perché poi lo sveglio io gridando, attenzione, buon intervento di Fabian, difensivo, il Napoli recupera palla, ancora Fabian che però ha fatto un buon inizio, devo dire, riesce a trovare Lozano che ha un po' di spazio davanti a sé, Lozano, il contromovimento di Zielinski, non si capiscono i due, recupera palla l'Udinese, grazie Rita, grazie sempre amica mia, come devo fare, come farei senza di te, non lo so. Like silenziosi per il piccolino che sta laggiù e ancora lo dobbiamo nominare. De Paul cerca e trova Okaka, il tiro di Pereira al volo, ampiamente al lato, non preoccupa Meret, sponta di sponta la famosa ponta e sponta di Okaka per Pereira, ma il tiro ampiamente fuori dai pali protetti da Meret. Fabian alza la testa lo spagnolo, viene buttato a terra da Okaka senza proprio biasimo. Fabian resta a terra, il Calvarese ovviamente non chiama niente. È un intervento duro, devi chiamare il fallo, devi anche richiamare il giocatore così il prossimo non lo fa uguale. Ma bella botta sul ginocchio, eh? Okaka chiede scusa, Gattuso e Lozano testa a testa in maniera affettuosa da parte di Gattuso perché gli stava dicendo delle cose, sicuramente Lozano ha detto sì ma io se non tengo un pallone che cosa mi stai dicendo, e Gattuso con affetto paterno se lo mette qua testa a testa continuandogli a spiegare le cose che vuole da lui. Ma non sono cazziate, sono per il bene della squadra. Brutto intervento sul ginocchio di Fabian, fa male, ginocchio e ginocchio, speriamo che possa continuare perché veramente una brutta botta per un Fabian che stava giocando molto bene. Inquadrato Llorente, attenzione, attore Falanga, un bacio, sprechiamo molto comunque, Yam belle Yam, è proprio vero amico mio, il tacchino si sta riempendo, zoppica Fabian, vediamo se ci sarà bisogno di una sostituzione, non ci piace questo elemento, si scalda Demme che evidentemente aveva bisogno di riposo, altrimenti questa scelta non l'avremmo fatta, e comunque 3 partite in una settimana, sabato, martedì e poi domenica prossima. Rientra in campo Fabian, vediamo, tocca questo pallone, vediamo come sta il ginocchio, passaggio facile per Di Lorenzo ma lo fa male perché è infortunato, quindi il pallone così, il contrasto non riesce, ecco qua, e adesso stanno giocando proprio nella zona di Fabian che non riesce a intervenire, Pereira torna indietro l'Udinese, non ne approfittano, male proprio.
Osimhen prova il disturbo ai difensori dell'Udinese che scambiano, trovano un passaggio verticale, ora è ancora Striker Larsen che torna indietro. Vediamo ancora che Fabian riesce in contrasto a toccarla una volta, ma la palla spunta per Pereira, controllato ora da Manolas. Manolas lo ferma molto bene e ora è Fabian in possesso di palla che la butta in avanti e viene spinto Lozano da dietro. Il Napoli recupera un buon pallone, un buon calcio di punizione in difesa. Fabian il colpo l'ha subito, proprio fisicamente, adesso deve riprendere un attimo la corsa, speriamo che non senta troppo dolore. Insigne che si viene a prendere il pallone molto centrale, ancora Fabian che serve Bakayoko, ora c'è Yusai, torna indietro da Baka perché Insigne era ancora in recupero della posizione. Il lancio per Osimhen, recupera palla Zielinski, ancora Osimhen si è liberato dell'avversario, il passaggio è Zielinski perché Osimhen il tiro improvviso ribattuto da Musso e Zielinski è proprio lì, il timer, il banner, il bailer. Bravo Osimhen, il primo controllo, poi dopo Musso fa un miracolo, ma sulla ribattuta di Musso Zielinski è lì. Zielu gol. Bene ragazzi, è il momento di lasciare dei like per questa coppia d'attacco, che funziona proprio bene. Bevi, sì, bevo. Falco non si sbaglia mai, Vedete che all'interno della tazza pure si vedono dei TVB, se la avvicino moltissimo. Rita Pavone. Calma, non abbiamo fatto niente. Non è successo ancora niente. Non è successo assolutamente nulla. Quando siamo al 29esimo e 22 secondi ci troviamo pure con il timer, il banner, il bimer. Tore Palanga. Fabian che lancia Lozano. Attenzione Osimhen, c'è stata una deviazione. Gli devi dare il calcio d'angolo. Deviazione su questo tentativo di Lozano. La palla resta lì e Osimhen a colpo sicuro. Osimhen deviato ancora in calcio d'angolo. Il Napoli sta cercando di chiudere con un secondo gol. Bene così, Michele D'Amblò della scuola calcio. Michele, grazie mille. Poi sulla scuola calcio ci sta un messaggio memorabilino che dobbiamo sottolineare. Sì. Parte Zielinski, il calcio d'angolo, pallone controllato da Insigne, lanciato da Yusai, preciso Yusai per Zielinski, ma che meraviglia, ancora Fabian in zona tiro, il gol! L'Eurogol di Fabian, ma che livello! Dobbiamo aggiornare il banner, il timer, il bimer, il bailamme. Fabian la controlla dal limite dell'area, si coordina bene e il sinistro finisce nel 7. Signori, imparabile, signori. Fabian, il lancio di Yusai per Zielinski è una perla. Zielinski alza la testa e vede Fabian libero che si coordina perfettamente e batte Musso. Imparabile questa roba qua. Imparabile. Fabian gol, giusto. Ma non abbiamo fatto ancora niente. Fai leggere la mia chat. Falco non si sbaglia mai.
faccio leggere la tua chat. Come faccio a fare? Non posso mai vedere la chat, amica mia. Fai leggere la mia chat. Ah, la chat di prima. Ah, sì, lo farò, amica mia. Assolutamente, grazie sempre. Più tardi, sempre più tardi. Attenzione a Osimhen, è solo davanti a te, solo cazzo, ci stanno 3 avversari, ma Osimhen continua e recupera questo pallone. È ancora buona. Osimhen alza la testa, cerca una cosa che non gli riesce, ma non fa niente, amico mio. Scuola calcio, andrai a scuola calcio, imparerai a fare questi cross un pochino meglio. Rachmani contro Okaka alla meglio, il nostro difensore. E ci fanno vedere la classifica, siete cattivi a farci vedere la classifica con il Napoli a 73 punti. Non è una classifica reale. Non è una classifica reale, non si fa vedere la classifica. Alessio Marigliano, mi sono perso che cosa mi hai detto, ti mando un bacio a prescindere. Ti mando un bacio a prescindere. Insigne avanza, attenzione, si muove Fabiano, Insigne cerca Lozano. Per un pelo non arriva il passaggio a Lozano, al Ciuchi. Ora è Zielinski che deve ripiegare perché siamo un pochino tutti mischiati e messi male in campo per questa azione d'attacco. Prova l'Udinese, ma il cross è largo per tutti. Amico mio Michele, mi sono perso cosa mi hai detto, però ti mando un bacio, lo recupero dopo. Se ci riesco, ci sono 200 persone, ci devono essere 5.000 like. Al quadrato, Fabian, non mi piace lo stesso, non fartelo piacere, te lo fa l'anche, non fa niente, che ce ne frega. Ok, calma, ancora vedi che laggo, ma laggo per un motivo giusto, per un motivo necessario, ma non fa niente. Noi siamo qui per il Napoli. De Paul sulle ginocchia, rilancione di Manolas, pallone recuperato da Insigne che alza la testa e vede la corrente Youssai. Il controllo è leggermente difettoso, ma Youssai resta in possesso di palla, alza la testa, cerca un compagno libero e lo trova in Insigne che scarica su Bakayoko. Ora è Fabian, non dobbiamo scoprirci, non ce n'è bisogno, adesso bisogna farli correre a vuoto. La partita è ancora molto lunga, non ci dobbiamo fare siringare senza motivo. Ma non siamo nemmeno la squadra che sa fare melina e fa scomparire il pallone. Noi siamo la squadra che se attacca ne può fare un altro, ma se ci abbassiamo diventiamo i polli fritti e quindi non bisogna farlo. Sempre attenzione altissima. Bakayoko avanza palla al piede, si ferma e scarica. Ah, l'hanno chiamato un fallo su di lui. Beh, ci può stare. Lasciamo i like per Bakayoko, che sta facendo un primo tempo eccezionale, non ha sbagliato nulla. Manolas per Di Lorenzo, attenzione a Roberto M. Come non facciamo niente noi, non lo fa nessuno, non abbiamo fatto niente. Questo riguarda la mia frase di prima, non abbiamo fatto ancora niente, assolutamente no. Roberto M, e ti mando un bacio anche a te. Grazie mille per il supporto, ragazzi, siete straordinari. E anche Davide Vertullo, ma allora vi state esaltando, vi state divertendo con questo Napoli. E va bene, grazie mille Davide, perché li vedo in sottofondo, hai capito? Non posso vedere la chat, ma vedo queste allerte. Lozano per Baca, campanile di Insigne per Zielinski che la mantiene in campo. In pressing c'è Di Lorenzo, arriva anche Zielinski, riesce a liberarsi, ma bravo Fabian a stare a tenersi alto il Napoli, bello alto, che non fa ripartire l'Udinese. Bravo Fabian, dai. Lancio di Fabian per Di Lorenzo, riesce quasi a tenerlo in campo, la palla era leggermente lunga. Fabian e Bakayoko non possono giocare insieme. Le verità del calcio. Le verità del calcio. Signori miei, state variando, lo so che state variando.
Lo so che state pariando, ma non abbiamo fatto ancora nulla, io ve lo ripeto. Le siringhe dietro l'angolo, le cose brutte, gli addormentamenti. Buono il rilancio di Rachmani, preciso per Yusai, che vede serve Insigne, alza la testa il capitano, scambia con Zielinski, ancora Yusai. Yusai, che sorpresa, mamma mia, che finale di campionato dignitoso che sta facendo su quella fascia sinistra, mamma mia. Gattuso out. Di Lorenzo, il cross verso Lozano, non è un cross, è un lancio verticale verso Lozano. Attenzione, ancora Di Lorenzo in possesso palla. Fabian. Se qualcuno di voi fosse nuovo qui, Bakayoko che avanza, attenzione, prova pure il tiro che l'altra volta ci hai fatto vedere. Bakayoko alto. Bakayoko alto. Baca alto. Va bene, ci puoi provare. L'altra volta hai pescato quel jolly. Dicevo, io sono Valerio Fluido da New York, mi diverto a fare analisi tattiche, intuire delle cose che magari sono sbagliate, magari sono giuste, che magari... Guarda Bakayoko come interviene in anticipo. E ci divertiamo ad intervistare addetti ai lavori e non... parlare del Napoli in un certo modo perché in TV non mi piace come lo fanno e quindi cerchiamo di farlo noi qua su vari canali e piattaforme. Ma rimaniamo concentrati. Yusai non riesce a intervenire, palla a De Paul, gliela toglie Insigne, bellissimo questa cosa tra fondamentalmente due numeri 10 se vogliamo, perché Insigne è un 24 travestito da numero 10 o viceversa. Ancora De Paul, ancora inseguito da Insigne, quando siamo quasi al 39esimo di questo primo tempo, dove il Napoli ha fatto la partita, l'ha sbloccata, l'ha raddoppiata, ma non l'ha assolutamente ancora chiusa. Ora è l'Udinese a giostrare con il pallone nel cerchio di centrocampo. L'ho detto bene? Ancora Striger Larsen che cerca, cambia gioco. Buono l'intervento di Insigne a rubare palla. La palla finisce in fallo laterale, ma è bravo il capitano ad interrompere una fitta trama di passaggi. Hashtag fitta trama di passaggi, ragazzi, perché quelli bravi dicono così. La fitta trama, la fase difensiva. Io devo fare una canzone, voi dovete capire che la canzone La fase difensiva in realtà io la voglio far diventare un ricettacolo di tutte le cose che abbiamo detto in attenzione a Okaka, non mi posso distrarre, il tiro, il gol che ha fatto, niente di meno. Niente di meno, controllo spalle alla porta, si è girato, incrociato, Okaka. Ve l'ho detto che non avevamo fatto niente, voi mi dovete ascoltare, non abbiamo fatto nulla. Al primo tiro, Okaka non so come cacchio ha fatto, controllato da Manolas, Okaka riesce a girarsi e ad incrociare alla grande. Grande gol da prima punta di Okaka, molto defilato. Su Meret ne possiamo parlare, non lo so, forse stava un pochino troppo spostato, però mamma mia, Okaka, che gol. Non abbiamo fatto nulla, ve lo ripeto un'altra volta, cachiamoci sotto, non si può parlare di musica, non si può parlare di niente, mettete i like di prima perché sennò andiamo in difficoltà. Di Lorenzo, pallone per Fabian, ora il Napoli dovrebbe dare lo schiaffo di risposta subito. Zielinski, il controllo orientato, fa fuori un avversario, serve Lozano, il cross ribattuto da un difensore, da Striger Larsen, che a me continua a piacere molto, e la palla finisce a Musso. Ci fanno rivedere il replay, ma credo solo gambe. A doccia fredda questo gol, a doccia fredda veramente, dal nulla. Okaka si è inventato questo gol dal nulla.
Vabbè, Insigne, io sai. Ora cerchiamo di non essere fragili mentalmente. Non dobbiamo accusare il colpo, dobbiamo continuare ad attaccare, ma senza quella tranquillità, vabbè, stiamo a 0, no, stiamo a 1 e mo' è pericoloso. Pallone recuperato per un attimo da Zielinski. Ora è De Paul, ancora un tocco di Zielinski ad interrompere una trama, ma l'Udinese prova questa sventagliata interrotta da Di Lorenzo, ora palla a Lozano, che può puntare, può scaricare a Fabian, ancora Fabian per Zielinski, ancora un passaggio per Lozano, ma il fallo su Zielinski è importante, ancora una volta, nessuna ammonizione? Fallo da dietro, in ritardo, non ammoniamo. Calvarese, non ammoniamo. Non ammonire. Ci sono dei rumori fuori la porta. Insigne sul punto di battuta la scodellerà. Vediamo se ci sarà uno schema, se ci sarà un modo per sbloccare gli attaccanti. Vediamo che Osimhen è un po' più staccato dalla linea. Proverà forse a tagliare. All'esterno, vediamo alle spalle della barriera, vediamo un pochino. Parte Insigne, questa volta è verso Manolas che subisce anche una spinta. Si lamenta Manolas, la voglio rivedere. Bakayoko recupera un altro pallone, bravo Baka. Fabian Ruiz, pallone ancora in gioco, quindi non ci faranno rivedere questa presunta spinta su Manolas, che ha provato ad intervenire di testa ma non ci è riuscito. Insigne avanza, ne supera 3, lascia Zielinski che gli ridà il pallone e poi non riesce a liberarsi dell'avversario. Calcio d'angolo per il Napoli. Rivediamo questa spinterella di Okaka con manina che tocca e trattiene anche un pochino la maglia. Ne abbiamo viste di peggiori, ne abbiamo viste di maggiori, però se Osimhen quella là era fallo, questo è 40 volte fallo. Lasciamo perdere. Parte Fabian, il cross, non ci arriva Bakayoko. Lozano. Guagliù, se era fallo quello di Osimhen su Godin, questo era rigore tutta la vita, punto. Pallone recuperato da Zielinski. Cerca lo spazio per un gol, ma qua devi dare il rigore. Mamma mia! Calvarese vicinissimo, Zielinski fa... Benvenuto. Zielinski fa il tunnel, viene buttato a terra, sta ancora con le mani in faccia, voglio proprio rivedere. Lino Bailo, stiamo parlando di questa cosa qua. Guarda come alza la testa, la brioscina, quello sta così, gli fa l'ostruzione. Come vogliamo regolarla questa cosa qua? Si ferma per bloccarlo, come vogliamo regolarla? Si mette così col piede. No, guarda che il movimento, lui non sta fermo, fa proprio un movimento con il piede per impostarsi e mettersi a schermo. Si chiama ostruzione. Ma andiamo avanti. Calvaresi ha visto, ha deciso e quindi il VAR non interviene. Hai sentito, Mazzoleni, hai sentito? Il VAR non interviene, Mazzoleni. Finisce qui, pausa il primo tempo e andiamo a leggere un po' di messaggi. Mamma mia. Ha cercato il corpo del difensore, ma se quello ha fatto il tunnel e se ne stava andando, ma come fai a cercare il corpo del difensore? Tunnel, poi vai a continuare la corsa, quello si mette col piede così e si ferma a mani alzate.
cercare il corpo del difensore mi sembra proprio una stupidaggine. Vabbè, ognuno poi la pensa, vedi, per me non era rigore per me, scandalo a ciel sereno, ognuno la pensa così, non è mai rigore, va benissimo. Per me può non essere rigore, ma non possono dire che ha cercato lui il difensore, Come fa a non essere rigore? Ma non ce lo diranno. Il braccio è largo. No, ragazzi, rigore negato scandaloso. Sono Levitan con l'accanto della moglie. Ciao, Katie. Cioè, ciao sempre Levitan, ma ciao con l'accanto della moglie. Alla grande. Se avevamo un'altra maglia, era rigore. Apre le braccia per bloccarlo, è scandaloso. Il braccio è largo. No, ragazzi, va bene. Di questo si parlerà. Si parlava di evitare gli episodi dubbi. Ecco qua. Del genere a 4-4-2 Docet. Incredibile. Esattamente. Il rigore c'era su Manolas. È pure quello. Il difensore apre le braccia. Rigore non ci sta, cerca il contatto. C'è, come si può dire, c'è spaccatura, quindi si può parlare di episodio dubbio. Di episodio dubbio. E Sky dice lo stesso per tutte le gambe cercate. Questa poi è la domanda. Tore Falanga, questa è la domanda. Io voglio sentire lo stesso tipo di analisi quando poi parlano degli altri episodi. Vabbè. Peppone, un bacio grandissimo. Come stai, amico mio? Anche Gio TV. Bacioni. Ma guarda il pallone, ma è normale che guarda il pallone. Quello sta facendo la brioscina, se ne va solo lui in porta. Vabbè. Sarracino. Giochiamo bene, ma dobbiamo segnare ancora, perché dopo per arrivare alla supposta, la siringa, amico mio, assolutamente. È assurdo con tutte queste occasioni che stiamo 2-1, è assurdo, veramente assurdo. Contatto Giuliano Ronaldo, molto simile, amico mio, molto simile. Ostruzione, non rigore. E vabbè, ma l'ostruzione in aria come si fa? Punizione a 2, come vogliamo gestirla? Far girare un attappante da Fessi, e questo è il fatto di Manolas che se lo marcava. Come sto? Bene, più o meno, troppi passaggi sbagliati, comunque speriamo nel secondo tempo con Yusai. Dai Yusai non sia mai. Episodio da VAR, in questi casi il VAR ti chiama e ti dice vieni a rivederlo e valuta. Ma Calvaresi era così vicino che Calvaresi avrà detto non ti preoccupare, ho visto io, non glielo do. Il braccio è largo. Lozano, non il Lozano, però non male. Non male. Ma se Ancelotti avesse avuto Osimhen non sarebbe stata tutta un'altra storia. Con i se e con i ma, amico mio. Può darsi, A 300 like arriva il terzo gol e vi dico che segna Lozano. Se non lasciate like siete completamente pazzi, e ve lo dice Enrico Terlizzi, che è della prima ora. Ascoltate Enrico Terlizzi. Ma perché non siamo nemmeno a 300 like? Io vedo 314 persone qua, non stiamo a 300 like, tutti lurcatori. Sono tutti lurcatori, oh Gesù. Baci e TVB a scroscio per i lurcatori che vengono e non lasciano i like. Sì. Telecronista Zielinski cerca il contatto, poi dici che Vigorito non ha ragione, le mani sono vietate nel gioco del calcio. 261. La chat di Falco a fine partita, amico mio, amico Paco, a fine partita. Un saluto anche a Luca Delise che è arrivato adesso. A questo punto faresti cambio modulo? Perché no, non c'entra niente il cambio modulo, stiamo andando benissimo con questo modulo. Con i se e con i ma la storia non si fa. Mettiamo i like, ascoltate Falco che non si sbaglia mai. Dai, ci sono gli Andy Osimhen qui, non risultate dai suoi gol, giusto? Matteo, fai il bravo, tra di noi non dobbiamo arbitro sempre contro noi. Valentin, ma tu sei un piccolo Valentin, sei iscritto al canale, non mi ricordo questo cognome. Elpidio, buonasera amici bellini, ma il movimento di Zampa di Leopardo non è stato pazzesco, ne avrebbero scritti fiumi di parole. Fosse stato quello là. Hai proprio ragione, amico mio. Pacco di Amazon Prime, quello che arriva subito. Bravo. Andrea, secondo me sì,
però la chat è spaccata, qualcuno dice che è rigore netto, qualcuno dice che non è rigore, qualcuno dice che era più rigore quello su Manolas. Io dico che almeno su 2 occasioni dubbie una potrebbero anche darcela. Ho lasciato 3 like stasera, non posso fare di più. Va benissimo, amico mio, me li prendo tutti e 3. Entrerà Politano e darà una legnata. Io ho messo like, mettetelo anche voi, se no sono cazzo basta. Dai, metto i like ora e pronti via, segna Lozano. Dai Santino. Bene i 326, no. Ma ne vogliamo di più, avanti con i like. No, ma per fine loro si possono anche anticipare. È ovvio che se dovesse finire così mi pare che abbiamo sfondato i 1000 like per lo Spezia. Vuoi vedere che non arriviamo a 1000 like con l'Udinese? Dai, lo dice pure Max Allegri. Troppo vicino, Giorgio? Sì, credo pure io. No. Dobbiamo restare concentrati che la siringa è sempre dietro l'angolo. Dai Napoli. Di Lorenzo con Lozano non mi convince, si sovrappone di meno. Ovviamente si sovrappone di meno perché Lozano si accentra di meno, ovviamente. 2 rigori netti, vergogna, poi dicono che piangiamo. Bravo Mariano, così si fa. Poi torna nella postazione di prima perché comunque stavamo vincendo. No, straordinario Francesco, è proprio il gol che ti aspetti da Fabian, perché lui c'ha quel tiro là, c'ha quel calcio là. Più dubbioso quello di Manolas che su Zelu, perché non può mai essere rigore. Perché non può mai essere rigore da calci piazzati? Lozano a volte troppi tocchi di palla, deve cercare più il passaggio di prima. Dai Napoli. Saluti dal Brasile. Giuseppe, le offerte che qualcuno fa, amico mio, c'è nel link in descrizione. C'è una cosa per il supporto in live di PayPal. Sono amici che mi supportano il canale perché sanno che sto studiando, che sto suonando poco, il mio mestiere è il musicista e ci sono poche serate e cercano di confortarmi e di supportare quello che faccio su YouTube. Poi ce lo puoi fare anche tramite YouTube. Grazie per avermelo chiesto, ma non è obbligatorio. Che Zelo cerca il contratto non ci credo proprio, anzi mi incazzo, ragazzo troppo serio. Fabian è cresciuto tantissimo, non lo venderei. Anche buonasera a Stefano, a Ullut, a Rosario, a DC, adelante Napoli, adelante. Un tiro in gol, è vero, è proprio vero. È proprio vero. Vediamo, non esageriamo prima della fine della partita. Eccoli, ipoteticamente abbiamo chiuso la partita, ma come cazzo si fa a prendere quel gol? Quello ha segnato solo 3 gol a campionato, cazzo. Non pensiamo ai rigori non dati, pensiamo a segnare cazzo, ancora tutti i cazzi di Francesco L. Ti giuro che se nel secondo tempo ci sarà un altro errore arbitrale, io mi introduco a casa di Mazzoleni e lo rapisco così a caso. Ci va di mezzo lui, ma ci sta. Oh Giuseppe, ma se non lo dici mai uno come fa a saperlo? Ma la faccio anche io volentieri. Giuseppe, io ti ringrazio. Ci sta, perché lo so, hai ragione, fondamentalmente hai ragione. Io pure un po' per pudicizia. Non mi dispiace dire se volete fare la donazione. Non mi viene di dirlo, però me l'hai chiesto, ho pescato il tuo messaggio e l'ho detto. Grazie mille. Buonasera Gianni. Buonasera, no, Muccia l'ho già salutato, sto studiando economia, quello dell'Arena, guai se non vinceva, mamma mia. No, e l'Udinese ha fatto un tiro in porta. Lo spottino sui rigori Gregorio, no razzismo, discriminazione, ciao Giuseppe, no, ciao Sergio, da oggi partirà il Mazzonelli out, vedi Anonymous, un piccolo contributo all'intervallo per un grande risultato in finale, vedi? Io ma non lo so se sei tu l'amico che l'aveva chiesto prima, Giuseppe, che è uscito Anonymous, perché alle volte può uscire anche Anonymous. Comunque ringrazio in anonimato l'amico che ha supportato e speriamo proprio di poter esultare nel finale. Pudicizia, sì, un po' di pudicizia ce l'ho, Andiamo bello questi like, ragazzi, ma c'è pure GeoTV, ma quando vi muovete a sfondare i 500 like quando c'è GeoTV?
dai. Che perla di Fabian, veramente, veramente. Gennaro, sono il basso, in realtà lo vedi anche qua, e se le cose vanno bene, dopo magari ci facciamo pure una suonata, Dopo ci facciamo pure una suonata. 4 fasi! Un caffè original Napoli per il mio brother Fluido, un abbraccio a Tony Eboli, grande 4 fasi. Un bacione generale, amico mio, come stai? È un piacere vederti qui. Con saluti anche al batterista, perché giustamente hanno suonato insieme. Alla grande, l'Anonymous ero io, Nicola, allora ringrazio te. Grazie Nicola. Stasera stai leggendo tutti alla faccia di Cricri, ci sto provando, ma vedi come sto laggando? Io più prendo messaggi e più lagga. Sto facendo l'impossibile. Rita dove sta? Sta qua, sta nascosta dal... vedi? Ma Maurizio Farias non vuole sapere niente. Maurizio Farias va sempre oltre tutto il supporto al canale anche per la qualità che ci dai. Maurizio, sto laggando come un pazzo. Un bacio grande. Lo so che sto laggando, ragazzi, adesso risolvo, perché ho preso troppi messaggi tutti insieme, 316 persone, abbiamo distrutto YouTube, questa è la verità. Vedi, adesso un pochino meglio, stiamo distruggendo YouTube, distruggiamo YouTube con i like. Vedi, non è arrivata nemmeno la cosa di Fabio Versatile, il solito caffè, sto incazzato nero per il gol subito, lo so, vedete come arriva in ritardo perché stiamo distruggendo YouTube, continuate a distruggere YouTube. Sto andando alla città. Raimondo, ma io una partita già l'ho fatta, una canzone per il Napoli già l'ho fatta, solo che a differenza degli altri che fanno la partita, il Napoli, il cuore, Forza Azzurri, siete i più belli, io ho fatto la canzone Fragili mentalmente, perché ci dobbiamo sempre riconoscere, ci dobbiamo far riconoscere. Vai su Spotify, scrivi Valerio Fluido Celentano, oppure scrivi Fragili mentalmente tutto attaccato e vedrai e ascolterai. Non ci sta, vedi? Qua puoi ascoltare Fragili mentalmente su Apple Music, Spotify, Amazon Music, eccetera. Fragili mentalmente, secondo me è una gran canzone, la trovate anche qui sul canale. Ah, è vero, è proprio vero. Gli auguri a Fablo, oggi è San Fablo, chi state aspettando? Gli auguri a San Fablo Versatile. È San Versatile, dai auguri a Fablo e a Paco un ringraziamento e dice una cosa vera, dice una cosa molto vera, che Rica è Rica. Babbuiaccia. Rita, no Rica, Rita è un'amica bellissima. Signori, laggo come un pazzo. Ci vediamo tra poco, parte il secondo tempo. Vi saluto con gli auguri a Fablo, rigore netto, lo so, Az, iscriviti al canale, amico mio. Secondo me segna Insigne. Vediamo un pochino cosa si è scordato, le paste. Rimettiamo il banner è tutto ok, ragazzi. Secondo tempo, vediamo se basterà. Il tacchino devo essere anche pronto con il timer e il banner e il timer. Guarda Gattuso che saluta De Paul. Si guarda tutti i giocatori dell'Udinese, attenzione, saluta solo De Paul. No, ha salutato pure un altro. Okaka. Ma Gattuso è un uomo serio, A me mi piace troppo, sia come allenatore che come uomo, mannaccia tutto cose. Gattuso che saluta De Paul a rizzo tantissimo. Vabbè. Calvarese, non mi piaci.
Siamo pronti a far ripartire il timerino, ma devo aspettare 1 minuto e 16 secondi. Fabian Bakayoko. Insigne. Bisogna ricominciare come abbiamo iniziato, ragazzi. Belli tosti, un'occasione, dobbiamo fare 5 occasioni per segnare un gol, non fa niente, ne faremo altre 5 e ne segneremo un altro. Non siamo squadra che ne fa un tiro e segna un gol, non siamo questa squadra qua, purtroppo. 45esimo e 30 secondi, adesso facciamo ripartire il timer, il banner, il timer. Non ci facciamo prendere in contropiede, non facciamo stupidaggini. Ancora Okaka, attenzione. Striker Lars, sto guardando la partita, ma sto guardando pure il timer, è un macello. Per questo non mi piace farle dal vivo le reaction. Devo pensare a troppe cose. 3 secondi, 4 secondi, ci siamo quasi. 6 secondi, dai, 1, 13, 14, via. Ok, dai. Attenzione a De Paul, il cross al centro lungo per Okaka, controlla Di Lorenzo che non rischia e la mette in calcio d'angolo. Le urla di Gattuso si fanno più intense, mentre si scalda, vediamo Politano, Demme ed Elmas. Va De Paul a battere questo calcio d'angolo, attenzione. Si prende tutto il suo tempo necessario, De Paul, Yamabel. Scambio con Pereira e ricomincia da dietro il cross. Fabian libera e fallo su Lozano. Non chiama niente Calvarese. Non chiama niente. Di Lorenzo di testa. Bravissimo Simen. Fabian, Lozano. Va il Ciuchi, cambia tutto verso Insigne, il pallone viene messo a terra da Insigne con una magia delle sue, fallo e Calvarese lo guarda e dice niente, proprio glielo dice proprio in faccia, proprio niente. Ecco, ricominciamo la cosa del nervosismo, fanno innervosire Insigne come la partita contro il Cagliari. Rivediamo. Ah, benissimo. Allora, ve lo dico io, non c'è fallo. Gli ha messo la mano sulla spalla, lo ha toccato sulla spalla, non è fallo. Sono 3 punti con il Cagliari. Quando metti una manina sulla spalla non è fallo, non è abbastanza. E Insigne lo dovrebbe sapere che non è abbastanza. Non è fallo. Ha ragione Calvarese. Dobbiamo chiedere a Fabbri perché era fallo. 3 punti con il Cagliari. 3 punti con il Cagliari. Non è fallo, Gil. Ha ragione Calvarese. Andiamo bene. Fabian. Serve Di Lorenzo. Manolas per Insigne. Insigne cambia tutto e ritrova Di Lorenzo che ha un po' di spazio davanti a sé. Cerca e quasi trova Zielinski, difficilissimo bloccare questo pallone troppo forte e lungo. Blocca Musso. E non sto più tranquillo. Non sto più tranquillo. Non sto più tranquillo. Insigne cerca lo spazio, il tiro
al lato, strozza troppo. Insigne, la penna non scrive. Insigne, ancora servito da Osimhen, strozza. Prima occasione del secondo tempo per il Napoli. Pallone recuperato ora da Rachmani e Bakayoko. Zielinski in zona tiro, serve Lozano che cerca di superare l'avversario, cerca poi lo spazio per il tiro. Vola Musso, ma il tiro è alto. Lozano ha cercato lo spazio, non era facile da quella posizione. Qui si poteva dare il fallo su Okaka, Lozano, alto. Seconda occasione sul tacchino. Manolas fuori posizione, attenzione, Rachmani deve allargare le braccia, pallone recuperato da Bakayoko, fuori gioco di Zielinski. Ancora una buona palla recuperata da Bakayoko, bisogna dire. Udinese in possesso palla. Usai, serve Meret che rilancia lungo con il sinistro. Osimhen finta il colpo di testa e poi va a recuperarla e riesce a servire Zielinski che serve Insigne. Grande partita di Osimhen. Insigne alza la testa, il cross con il destro troppo sul portiere. Applaude Osimhen. Il cross di Insigne è stato impreciso. Bene il nigeriano finora, più come uomo squadra che come finalizzatore. Buona partita di disturbo sui difensori e di sponde, tutte cose nuove che ci sta facendo vedere. Ancora Udinese in possesso di palla. Fa buona guardia il Napoli con questo 4-4-2 abbastanza stretto e serrato. I rumori. De Paul, intercettato il passaggio da Insigne, riesce in qualche modo a servire Osimhen che però viene bloccato. Devi ammonire quando non ci sono più difensori alle spalle. Un'ammonizione, eccola qua, finalmente. Finalmente, Calvarese, finalmente. Il tocco di Osimhen per eludere l'intervento del difensore è stato delizioso. E il difensore è andato dritto sull'uomo. Vedi? Boom. Cambi nell'Udinese. Becao e Wallace per Ouweyan e Forestieri. Che stiamo a fare? Ma soffrì fino alla fine dei nostri giorni. Ciao. Attenzione, scappa sulla sinistra, recupero di Di Lorenzo, si deve fermare, questo forse è il nuovo entrato, non lo so, non li conosco questi giocatori. Intervento di Rachmani a liberare l'area, ancora De Paul, ma c'era un fuorigioco. Sì, fuorigioco netto di Okaka.
Fabian avanza, palla al piede, serve Insigne. Si ferma il capitano e la ridà a Fabian. Ancora Insigne. Si chiude tutta l'Udinese. Ci sono pochi spazi. Ora viene Jussai che si trova in una fase più centrale. Ancora Jussai ha un po' di spazio. Riesce a servire di nuovo Insigne. Il pallone è leggermente lungo, ma il capitano ci arriva. Ancora Insigne, ancora Jussai. Controllo di tacco. Una roba alla Zielinski appena fatto Insigne. Fabian, Bakayoko, ancora Fabian. Azione molto elaborata del Napoli. Avanza Fabian Ruiz, Zielinski, ancora Insigne. In zona cross cerca un filtrante per Fabian che però non lo capisce e la palla si spegne sul fondo. Bevi. Baby. Bevi. Osimhen attacca il portiere. Attenzione a Lozano che recupera il pallone. Il tiro di Lozano ed è gol! Sì! E lo sapete di chi è questo gol? È di Osimhen! Perché Osimhen è andato ad attaccare il portiere con aggressività e Musso è stato costretto ad un passaggio frettoloso e sbagliato. Gol di Lozano che si trova lì a recuperare il pallone come una furia. Guarda il Riccio come calma Gattuso. Il banner, lo spoiler e il banner. Irving Lozano e il Ciuchi, like messicani su questo canale immediatamente. Guardate Osimhen che fa. Guardate Osimhen, bravo Zielinski, e Osimhen capisce subito che deve attaccare il portiere che è costretto all'errore. Lozano quasi cadendo, che viene anche toccato, Lozano continua e tira a porto. Questo doveva essere rigore? No, era fuori area il contatto. Bravissimo Lozano. Bravissimo Lozano. Godo come un dannato quando vedo queste cose. Godo come un dannato. Bravo Bakayoko, pulito sul pallone, recupera l'ennesimo pallone. Ancora un pallone vagante, non ci arriva né Zielinski né Bacca, recupera palla l'Udinese. Falco non sbaglia mai, lo vedete? Falco è ancora troppo ambres, amica mia, è troppo presto, calma. Tu vedi ancora minorenni, fatteggiano creatura. Recupera palla il Napoli ancora con Di Lorenzo. Lozano, Zielinski. Zielinski ragiona, si gira e fa respirare il Napoli. Bravo Piotr. Jussai lascia ad Insigne. Tore Falanga. Ma fa un po' al cubo. Mamma mia. Mamma mia. Laggo, mi fate laggare. Siete voi che mi fate laggare con il vostro supporto. Questa è la lag bellina, questa è la famosissima lag bellina. Non fa niente, priorità alla partita che sta andando bene. Ancora Osimhen in pressing, va fino in fondo, Musso stavolta ha più spazio e tempo per servire i suoi compagni. Striger Larsen è passato a destra. Buono il pressing di Rachmani su Okaka. Ancora è sull'ampiezza l'Udinese. Lozano torna ad aiutare. Il cross troppo verso la porta. Non so se sfiora addirittura la traversa. Rivediamo. Ha toccato la traversa. Lasciamo perdere. Jussai nel cerchio di centrocampo ha cercato di servire Osimhen, ma continua la sua corsa. Jussai su Musso. Adesso devi rientrare, amico mio. Tutto si deve muovere adesso in funzione di Jussai che è fuori posizione. Tutto si deve muovere così. Bravo Osimhen che ha preso il posto di Insigne e Insigne ha preso il posto di Jussai. Bravi ragazzi con le preventive. Gattuso non hai idea, Gattuso non sa.
allenare. Attenzione, Pereiro, il cross, non riesce a intervenire Di Lorenzo, il tiro di poco a lato, controllato, tiro di questo qua, che è il numero 5 dell'Udinese, che io non conosco, forse è uno dei nuovi entrati, è proprio quello della traversa, il numero 5 Udinese a lato. Udinese a lato, ce lo segniamo perché siamo onesti, ci segniamo tutto. Fazzolettino di Sportima. Fabian, Bakayoko, Yusai. Il lancio lungo di Yusai con il sinistro a cercare Osimhen, è costretto al fallo laterale il difensore Striger Larsen. Insigne lascia il pallone a Yusai. Mario Rui si alza per riscaldarsi. Passa vicino a Mertens. Fabian. Con calma il pallone verso Di Lorenzo che avanza, palla al piede, lascia a Lozano che si accentra, pallone per Insigne, passaggio di ritorno per Lozano che lascia dietro il pallone, non è riuscito a controllarlo bene, ancora però il Napoli in attacco con Yusai, cerca la zona quasi alla Insigne, ma il dribbling non va a buon fine. Pereira, cade Yusai, va a vuoto Bakayoko, attenzione, magia di De Paul, doppia magia di De Paul su Bakayoko e Fabian, avanza De Paul, attenzione a questo contropiede, Rachmani fa buona guardia, ancora palla a De Paul, rientra tutto il Napoli, ci siamo ricompattati, forse ok, Yusai è anche rientrato, benissimo. Ci siamo rimessi bene in campo, è rimasto in avanti solo Osimhen, bene, costretto a tornare indietro, e ancora un crossaccio di questo numero 5 che però non vede la porta né i compagni, la butta in avanti alla bene, meglio, peggio. È spettacolo di De Paul là, spettacolo. Fazzolettini, Rachmani per Meret, Okaka va in pressing, Meret serve Manolas che poi lancia in avanti verso Lozano, non controlla Lozano, non c'è fallo e l'Udinese ricomincia dai difensori. Si fa vedere De Paul, si abbassa molto per fare da regia e serve Striger Larsen che è passato a destra in questo secondo tempo. Buono l'intervento di Yusai, ma che bella partita Yusai. Ancora Fabiani inseguito da due giocatori, viene messo a terra ma l'arbitro non chiama niente, non so se ci fosse fallo in questa occasione. Ancora rivediamo De Paul che serve un compagno, siamo al limite dell'area, è costretto a tornare indietro il numero 6. Ancora De Paul e ancora si torna indietro. Si chiude bene il Napoli. Pereira. Che sofferenza ragazzi, ma non perché la squadra sta soffrendo, è la sofferenza perché comunque la partita, uno è tifoso Napoli, la sofferenza è quella. Sono tutte partite importanti, le finali, tutte finali. Ancora Molina per Striger Larsen, cerca un filtrante ma fa buona guardia a Yusai, ancora Zielinski che lancia in avanti Osimhen che ne ha ancora birra per Osimhen, la birra è solo, riesce ad arrivare al centro, il tiro, mamma mia! Calcio d'angolo, Osimhen partendo dalla sinistra si è riuscito ad accentrare, non lo riescono a fermare, un tiro violentissimo che Musso tocca in calcio d'angolo. Centrale, ma Musso l'ha dovuto parare. Mamma mia ragazzi, Osimhen.
botta. Già cagna la penna, il giornalista non te ne manca la penna. Calcio d'angolo per il Napoli, va Zielinski. Il cross, arriva Manolas, il colpo di testa, parata de Musso e c'è il gol di Di Lorenzo, che stavolta è freddo, più veloce degli altri e ribadisce in rete dopo grande colpo di testa di Manolas, ribattuta male da Musso. E dobbiamo aggiornare il banner, lo spoiler, il banner, il timer, il banner. 4-1. Dai ragazzi! Non lo so che cosa intende Di Lorenzo con questa esultanza. La A di Achille, la A di Antonio e di Alfonso Caputo. Il colpo di testa di Manolas spettacolare e Di Lorenzo ribadisce in rete tutto solo. Tutto solo. Ma questo era anche difficile. Dilo. Ah, già in tasta penna, non fa niente. Di Lorenzo. Dilo gol. È finito il tacchino, ragazzi. Adesso dovete spegnere la partita. Abbiamo capito. Per Achille fragili mentalmente. Dai, no, dai. I like dove sono? Siamo 4-1, ci devono essere 500 like. 66esimo e 30 secondi. Segnano tutti. Gattuso out. Segnano proprio tutti. Senti come grida Gattuso, mamma mia. Perché si sono fermati, si sono un attimo fermati. Falco, roba di sentori pavonati, Falco non si sbaglia mai. Io insisto, calma, non abbiamo fatto niente. Grazie Rita. Bravo Yusai, insisti, ancora, bravo Yusai e bravo Rachmani, bravissimi, non abbiamo fatto nulla, niente proprio, siringhe dietro l'angolo e schifezze. Ancora Osimhen, un controllo che gli ha chiamato. Fuori gioco, controllo di mano. Che cosa gli avete chiamato a sto ragazzo? Kill e Guaglione. Osimhen, Kill e Guaglione. A famò alla quarta. Alla quadra, no, perché alla quadra erano 2 volte. Alla terza era 3 al cubo. Alla quarta, il grande Tore Falanga. E attenzione, è il momento di Ciro Dries Mertens, che per fortuna era meno grave di quello che temevamo. Contrasto di Zielinski, la palla arriva a Pereira. Yusai, non te lo fai. Nuova rima. Da Yusai non sia mai, a Yusai non te lo fai. Mamma mia. L'albanese qua sotto. I rumori sono tutti colpa loro. Di Lorenzo, serve Lozano. Il cross basso verso Osimhen che viene anticipato di un attimo, ma la posizione di Bakayoko. Insigne ancora per Di Lorenzo che fa una magia. Poi si è cagato sotto. Dovevi lasciarlo a Lozano là. Aveva fatto un controllo Di Lorenzo bellissimo su un passaggio anche geniale di Insigne. Senso di posizione di Bakayoko. Senso della posizione di Bakayoko. Seconde palle e squadra corta. Gattuso out, si faccia presto. Striger Larsen trova un filtrante. Ora il cross da parte dell'Udinese, interviene Manolas di testa, Insigne, ripiegamento difensivo, serve
Fabian che si impappina un po', ma risolve, subisce fallo. Fabian ha sudato molto. Osimhen per Mertens. Il cambio, ma voi dite, ma Osimhen non deve uscire, eccetera, eccetera. Osimhen è diffidato, ragazzi. Il cambio ha senso per questo. Poi volete dire doveva entrare Petagna. Va bene, allora andate ad allenare voi. Andate ad allenare voi. Vediamo. Bakayoko per Rachmani, di prima per Fabian, che serve Yusai. Yusai non te lo fai. Insigne ancora per Rachmani, ancora Fabian. Rachmani per Manolas. Fabian indicava una zona dove non c'erano compagni. Che cosa indicavi? Un passaggio per chi? Lozano, bellissimo per Mertens che cerca di ridargli il pallone è corto e Mus è costretto a rilanciarlo in avanti. Colpo di testa di Manolas imperioso su Okaka. Ancora Mertens, bellissimo il controllo, il passaggio per Insigne che ha cercato poi Zielinski. Calcio d'angolo per il Napoli ora gioca un po' più sul velluto. Insigne mi sembra stanco. Uno tra Insigne e Zielinski si dovrebbe pure riposare. È un finale di campionato pazzesco. Facciamoli riposare sul 4-1. Lo so, poi dite, però il 4-1 non è mai chiusa. Rumori. Fabian, il pallone conquistato da Yusai per Zielinski. Che torna, oppure si torna. Da Meret, ancora Fabian per Insigne, ancora Fabian, ancora Insigne, ancora Fabian e l'esterno per Manolas, che serve ora Di Lorenzo. Inesauribile Di Lorenzo. Rachmani. Bakayoko di prima per Fabian, controllo, tocca il pallone 2 volte, la lascia Bakayoko che ancora serve Yusai. Il Napoli ora è in scioltezza. Fabian alza la testa, aspetta i movimenti dei compagni, si fa vedere Zielinski, ancora Insigne, no scusatemi, Yusai per Manolas. Adesso il Napoli fa girare un po' palla, così va bene, la puoi far girare un po' senza ciao. Insigne cerca e trova Zielinski, il tiro ribattuto da un difensore, non protesta il Napoli, quindi immagino non l'abbia presa con la mano. Tiro di Zielinski ribattuto. Mertens lascia sul posto un difensore, attenzione, serve Zielinski che cerca lo spazio, ridà la palla a Mertens, il cross ribattuto anche lui. E invece no, è proprio con la mano girandosi così, aumentando un pochino il volume del corpo, cerca di toglierle le mani, ma anche questo l'avremmo rivisto al VAR se fossimo stata un'altra squadra. Sono proprio disonesti. Yusai, non te lo fai. Rachmani, pensa all'oggi. Meret, e chi l'ha visto? No, fallo su Bakayoko, che si gira bene e fa respirare la squadra. Ottima partita di Bakayoko, ottima partita.
Mentre nel Napoli si appresta ad entrare Elmas e Politano. Esce Zielinski e Lozano, schiaffoni di Gattuso a Politano, c'è un rapporto tra i due spettacolare, mentre Insigne si lamenta di qualcosa. Bene il Ciuchi, secondo gol consecutivo. Bravo Ciuchi, saluti, abbracci e baci e sorrisi con Gattuso. Gattuso non hai idee. Sorride il Ciuchi, bene, importantissimo. Entra Micin, un piccolo gattino. Samir mi piace. Entra Micin, un like per Micin. Ma era qua. Fabian Ruiz ancora per Insigne che non può riposarsi mai. Fabian Ruiz sventaglia, bello arioso, largo per Di Lorenzo. Politano per Bakayoko, verticalizza per Mertens, il tocco di prima per l'arrivo di Politano, gioca bene il Napoli, ancora Bakayoko, ancora Politano, sovrapposizione di Di Lorenzo, Politano cambia tutto a cercare Insigne, lo trova con un passaggio spettacolare, Insigne la mette a terra, ora è Elmas che la ridà ad Insigne, allarga per Politano, il Napoli gioca in maniera spettacolare, Politano cerca spazio per il tiro, Insigne che botta! Incrocio dei pali! Se entrava questo gol era un gol spettacolare! Mamma mia! Per tutta l'azione, incrocio dei pali di Insigne, dopo un'azione spettacolare di scambi di prima. Mamma mia, guarda Insigne che fa, Boom, forte, traversa, signori miei, sta ancora tremando, Barocca, peccato. Che peccato. Rachmani, il colpo di testa, Bakayoko all'indietro per Manolas, bravi. Il banner, hai ragione amico mio, hai ragione. L'ho aggiornato e non l'ho messo. Hai ragione Michele. Hai ragione, grazie. Grazie amico mio. Che spettacolo. Insigne indietro da Meret. Di prima per Di Lorenzo, molto bene. Meret sta crescendo con i piedi. Mertens viene incontro, serve Bakayoko che con una magia fa fuori l'avversario e riserve Mertens. Arriva Di Lorenzo, Mertens lo serve, il cross per Politano che è una finta, lascia il pallone per la corrente Fabian, la lascia di Insigne, il passaggio per Politano ancora, se ne scarta 5, il tiro ribattuto. Dobbiamo tirare a porta e fare gol. Ci stiamo piacendo. Ci stiamo piacendo. Non c'è più spazio. Non c'è più spazio. Insigne entra in aria. Il tiro non inquadra la porta. Peccato, ha fatto bene, non ha quasi mai provato. Insigne ci ha provato spesso forte. Questo è il primo tiro a giro della serata. Il Napoli c'è. Il Napoli c'è. Resta alto Elmas, quasi da posizione da prima punta, con Mertens più dietro. Ma tanto sappiamo che Elmas e Mertens devono essere entrambe punte centrali in fase di non possesso, la fase difensiva. Politano insegue l'avversario, è bravo Manolas ad intervenire in anticipo. La palla viene riconquistata dall'Udinese che adesso si distende, rientra tutto il Napoli con Mertens.
a disturbare gli avversari. Ora è Di Lorenzo che interviene su questo numero 5, che è quello là che non sapevo dire, Obaweyan, che ha creato dei pericoli sulla sinistra, forse gli unici pericoli che abbiamo avuto in questo secondo tempo. Fallo veniale di Lorenzo all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Ci sta. Attenzione al cross, colpo di testa di Rachmani a liberare. Ancora Elmas di testa che riesce a servire Fabian, ma non viene in contatto col pallone. Mertens lo insegue per disturbare Musso, che però serve De Paul, che si abbassa molto per aiutare la squadra. Ancora De Paul e Striker Larsen che scambiano e si ricomincia da Samir. Si sentono le urla di Gattuso perché non vuole mollare nulla. Recupera ancora un buon anticipo di Yusai che favorisce Fabian Ruiz, che fa 4 piroette di troppo ma riesce a servire Rachmani, che ora serve Bakayoko, che avanza palla al piede e scarica su Di Lorenzo. Ragazzi, io sono soddisfatto. Io sono soddisfatto. Perdiamo palla perché mi sono distratto una. Non si può mai essere soddisfatti. Striker Larsen, Pereira, facci gol così capisco io che non mi devo mai rilassare. Vai, fammi vedere. Ecco qua. Bravo Politano. Politano non ci sta e mette in calcio d'angolo. Non ci si può rilassare mai. Lo capiamo? Bobotta. Lo capite? Nel momento in cui io dico un attimo sono soddisfatto, non ci si può rilassare mai. Ecco perché Gattuso deve gridare per 95 minuti. Ti rilassi un attimo, l'Udinese ti fa gol. Lo capite? Che i gol poi sono importanti per la differenza reti, per tutte quelle storie di classifica. Calcio d'angolo per l'Udinese. Il cross. Meret finta l'uscita e rientra in porta. Non mi piace. Ricomincia l'Udinese da dietro. Quando siamo all'82esimo e 47 secondi. Bisogna resistere per un'altra decina di minuti. Ancora Rachmani, stavolta troppo irruento. Calvarese chiede di aspettare. Ultimo slot di cambi per il Napoli. Demme e Mario Rui al posto di Bakayoko e Yusai. Ci sta. Mi raccomando, Mario Rui, non fare stupidaggini perché sei diffidato e ci serve questo cambio. Buona partita di Yusai, ottima partita di Bakayoko. Il Gattuso gli prende la barba, i rapporti, i sorrisi e le cose. Perché non possiamo continuare con Gattuso? Guarda Osimhen come sorride, mannaggia la miseria. Perché non possiamo continuare con Gattuso? Non fa niente. Non fa niente. Vi prometto che non sarò vedovella. Attenzione, ancora una buona diagonale da parte di Manolas che anticipa l'avversario e il Napoli non ci sta a prendere un altro gol. E rimaniamo belli concentrati, Rimaniamo belli concentrati. Signori miei, ma i like li avete lasciati? E i commenti memorabellini li avete fatti e con la community vi state divertendo perché state tutti quanti là a parlare tra di voi, avete i vostri riti. Cross di De Paul, colpo di testa
fuori misura da parte di Samir, e Gotti anche se ne torna carico di meraviglia, Insigne saluta Machengo, anche questo è fair play. L'Udinese non ha più la forza di pressare, quindi Manolas ha il tempo di servire Di Lorenzo, ora con Demme, scambi veloci, Demme, Fabian, ancora Manolas e Rachmani. Si sta comportando bene la difesa con Rachmani e Manolas. Intervento falloso su Politano. Calcio di punizione per il Napoli, si ritorna da Manolas, ancora da Meret. Micin sta giocando bene, Micin. Mario Rui, il lancio ribattuto da un avversario in fallo laterale, era Molina. Ancora Mario Rui, fallo laterale, non sa a chi darla, poco movimento senza palla, fallo lungolinea se non hai movimento senza palla. Insigne, riserve Mario Rui, ancora Fabian, passaggi veloci, palla a Insigne che prova un ulteriore scatto, ma se non ne hai più, amico mio, basta, liberatene del pallone, non puoi fare uno scatto all'86esimo. Dai Lorenzo, dai. Nessuno ti dice niente. Buon ancora intervento di Rachmani, Insigne per Fabian, subisce ancora un fallo, si gira incazzandosi, ci sta perché l'hanno picchiato per tutta la partita, proprio Micin. No, infatti era Pereira, brutto fallo sulla caviglia in ritardo. Micin invece, oh Dio santo, Manolas per Meret, Rachmani, Mario Rui, colpo di tacco e fallo su Mario Rui. Si innervosisce l'Udinese che non la sta vedendo più la palla. Bisogna dirlo, il tasso tecnico è venuto fuori. Insigne, Diego Demme, Mario Rui, cambia tutto a servire Di Lorenzo che è solissimo. Vai Giovanni, passaggio verticale per Fabian, si muove bene Fabian, fa fuori un avversario e serve Demme. Demme ha tentato di servire Elmas, ma il pallone quasi diventa buono per Insigne, che è esausto, che è in questa giornata fausta. Insigne che è esausto la lascia scorrere giustamente. Insigne sta a pezzi, ragazzi, basta, si deve riposare, giustamente, però si deve riposare anche Zielinski e devi fare delle scelte. Gattuso out. Che vi devo dire? Io cosa vi devo dire? La gestione, quando non si sa più cosa dire, no? La gestione dei cambi, la gestione della crisi. Come si può a gestione della crisi? Se gestiva bene la crisi non sarebbe stata una crisi, avremmo vinto tutte le partite se avesse gestito bene la crisi. Se esistono le crisi vuol dire proprio che in quel momento non stai gestire bene. Che è questa frase fatta? Non ha saputo gestire bene la crisi. È venuta la crisi, vuol dire che è venuta la crisi. Le frasi fatte. Ancora De Paul, pallone che viene recuperato ora da Mertens, serve Diego Demme,
che allarga per Mario Rui aspetta il movimento di Insigne che si ferma. È finita la benzina, sta a riserva. Elmas, Mertens. Ora è Politano, punta Samir, Politano stringe verso il centro, il tiro ribattuto, ancora Insigne, il tiro del gol! Che gran gol! Se lo meritava! Insigne! E vabbè, allora aggiorniamo il banner, 5-1 mi piace, 5-1 mi piace di più, l'abbraccio di Insigne a Gattuso, quasi come a dire non mi hai sostituito e quindi faccio gol. Aggiorniamo Gattuso. Scrivo Gattuso. Gattuso Insigne, grande gol di Insigne, stavolta tutto bene. Rivediamo Politano che cercava gioia personale, il tiro viene ribattuto, poi c'è un errore di Striger Larsen, Insigne è bravissimo ad intervenire, stop di petto e tiro al volo di destro nell'angolino alle spalle di Musso. Che bel gol ragazzi, anche il capitano firma questa vittoria. Manca un minuto alla fine della partita, quindi immagino che per voi sia già finita, immagino che voi stiate lasciando i like per questa partita dove il Napoli non ha idee. Dove il Napoli, fammi vedere, no, perché Zierischi, Fabian, Lozano, Di Lorenzo, Insigne segnano tutti. L'unico che non ha segnato è stato Osimhen, che ha fatto comunque una maronna partita. Vado un attimo in difficoltà, Questo gol di Insigne è importantissimo, È importantissimo perché secondo me questo è un gol che ti dà benzina nelle gambe per la prossima partita. Perché lo sforzo, se non segni mai, lui che in quest'annata è anche abituato a segnare, a essere decisivo, è finita. Calvarese. Chiudiamo tutto, salutiamoci, ciao, stato buono, così speriamo di non laggare più. Alessio Marignano, il portiere si è spaccato Musso. Esattamente, stoppiamo il timer, leviamo il timer, un attimo solo, dov'è il timer? Tempo, boom, ok. Signori miei, grazie Alessio. No, e vado a vedere perché ve lo do domani. Ve lo mando domani il messaggio di Rita che ha scritto, e bisogna dirlo, Rita ha scritto dei sentori pavoneschi, pavoneggianti, positivi, e domani nell'approfondimento tattico che troverete alle 9 del mattino o alle 10, insomma giù di lì, su questo canale, dove si farà comunque approfondimento tattico, si osserverà il gol subito, perché ogni tanto noi dobbiamo guardare un gol subito, facciamo 4 gol allo Spezia e poi dobbiamo analizzare il gol subito. I gol fatti sono troppo belli da analizzare. Però vediamo se c'è tempo e vi farò vedere anche la chat dove l'ottima Rita aveva detto cose di sentori, ma non abbiamo fatto ancora niente. Ripeto, non abbiamo fatto ancora niente. Allora, De Poziello si scambiano la maglia, l'occhio sulle cose, magari ci compriamo tutti i nomi strani all'Udinese, mancava solo Castolo. Mario Carosella, l'unico che non ha segnato è stato Meret. Quanto è bello Rino vicino ai ragazzi, che peccate, cioè, questo sto dicendo dall'inizio della partita, rimpiangeremo Gattuso. ADL twitta 100 gol, Napoli grande squadra, e come ci piace tutta in silenzio stampa, e come gli piace i calci piazzati, signora, noto un grande miglioramento. Pasquale Spina, ragazzi, devo andare una cosa, zoccolo duro TVB alla faccia tua con tutto l'affetto, ovviamente i TVB stanno qua, amica mia Stellina, per lo zoccolo, che però aveva detto che avremmo vinto 2-0, no, abbiamo vinto 5-1, afammo alla quinta, Gattuso out, Torre Falanga, questa partita è stato un salasso per te.
Grazie mille per il tuo supporto. Il mio like ha portato bene, i like di tutti. Vai Santino, 5 marghenite al tavolo Udine, 83 gol in campionato. 83 gol in campionato. Mi sono innamorato dell'uomo così anormalmente normale. Rachman, normalmente bravo Roberto, e tu qua stai citando il mio amico Angioletto. Come sei attento, Roberto? Io ho detto questa cosa mezza volta, sei attentissimo. Così normalmente, così splendidamente normale Rachmani. Quanto è forte Insigne, in questi anni è cresciuto tantissimo, imposta, corre per tutti i 90 minuti, fa la doppia fase ed è un ottimo capitano. Top play, scusate, stavo cadendo. Devo rimettere un attimo la cosa. Sasi, ciao Vale, grande Napoli, testa alla Fiorentina. Wow, già, in un momento, godiamocela un attimo. Certo, testa alla Fiorentina è ovvio, perché non abbiamo fatto ancora niente. Grande Napolo, godiamocela un attimo, dopodiché sarà testa alla Fiorentina senza dubbio. Contava solo la partita di Firenze ed è ancora così. Oggi gita per i friulani. Buono per la differenza reti, avevo letto di qualcuno, volevo inviare un bacio a Musso, a Gallina. Sono d'accordo Tony, io questa cosa l'ho detta, l'ho visto molto molto affaticato, ma sono 3 partite che lo sto dicendo, che si deve riposare un pochino. Il gol potrebbe essere importante proprio per mettere benzina nelle gambe, perché ti dà qualcosa in più aver segnato a fine partita e magari ti raddoppia l'energia per la prossima partita. Adesso secondo me questo è il momento in cui domani 2 giorni di riposo per i ragazzi. Gattuso darà 2 giorni, cosa che fa spesso quando il Napoli fa uno sforzo di questo livello. Sto ancora ridendo per quando hanno inquadrato Gattuso che esultava al gol di Lozano, che ancora lo chiamava Ciucchi. Sì, perché poi lui chiama Luca eccetera eccetera, ma poi quando le cose vanno bene ridono tutti. Sima forte, Sima Ruos, grande Napoli, Glauco, buonasera. Peccato per quei 2 mesi giocati in 13. Gattuso in, Gattuso out, Gattuso boom, la Superlega impunita. Ti sblocca mentalmente, e soprattutto uno come Insigne che subisce tanto i traguardi. Questo vedi potrebbe essere importante, Leonardo, questa cosa, sì. Assolutamente sì. Il piccolo potremmo chiamarlo Banner? Pure sì. Ma vediamo, il nome uscirà improvvisamente, mi innamorerò di una cosa e mi renderò conto. Serve ancora Insigne altre 2 finali, non chiamiamole tutte finali, sono tutte partite. Buonasera Gattuso out, Germano pure a te. Uno di Rovirino, Insigne da inizio campionato corre come un matto, per me il nostro top player, ma quanta pacca da Gattuso dopo un gol. Mamma mia, al terzo gol di oggi ho visto per la prima volta Gattuso esultare e basta senza incazzarsi con qualcuno, per la prima volta. È vero Francesco, c'è stato uno dei 5 gol dove stava sorridente. Briga il milanista, grande Valerio, sto canale è uno spasso, dai che facciamo fuori Gobbi, un saluto dal Briga, ciao Briga, che poi se non sbaglio dovevi venire oggi nella live, non mi ricordo se eri tu che dovevi intervenire, comunque ti saluto e ti ringrazio, sarebbe un bel sogno amico mio, vediamo un pochino. Gattuso protagonista della prossima puntata di Un anno per rinascere, ma quanto è dimagrito? Ma questo è vero, eh? Sì, è proprio vero amico mio. Gattuso chieda scusa. E quante ne abbiamo dovuto sentire, aiuto, ma vuoi vedere che il fatto che mia moglie si sta vedendo tutte le live ci porta bene? Levitan, io abbraccio la tua dolce metà e abbraccio il bambino. A proposito, non ho il video pronto, mannaggia, domani, quante cose devo fare domani, è un martedì così pazzesco che non ho pronto niente, dovevo far vedere il tuo bellissimo unboxing, mannaggia, vabbè. Poi mi organizzo, troppe cose. Quante cose? Guido, abbiamo superato gli 80. Stai parlando con Guido Gentile? Adesso vediamo. Io gli ho mandato il link come sempre, vedremo le sue considerazioni fatte anche di statistiche e di numeri e ci divertiremo. Napoli Cinema, Fabian regista, bravo Pasquale, regista tutto campo. Il piccolo può chiamarsi anche Victor, giustamente. Se la ride Rita, perché quante cose.
Insigne da pallone d'oro, non esageriamo padre, ma sicuramente è protagonista di una stagione di altissimo livello, di altissimo livello. Bannerino, pure bello, Rino, anche per Gattuso sarebbe una bella cosa, ma ci penso. Attenzione a Pasquale Cervero, padroni del nostro destino, no, ma di quello della Juve. Comunque ti voglio bene, ma davvero, no TVB? Grazie Pasquale, anche io ti voglio bene sul serio, non i TVB che dobbiamo ogni tanto elargire a chi non ce ne vuole. Grazie mille. E stiamoci accorto perché stiamo sempre lascia che continui a guardare. Ok, sì. Ce lo portiamo appresso allora, ce lo portiamo appresso. No, Carmine, non funziona così. Il Napoli giocava bene, segnava a raffica anche prima della famosa crisi, quando il silenzio stampa non c'era. Non è che non infiamma l'ambiente continua a parlare, non è che non è che Gattuso non parla e l'ambiente non si infiamma, è che il Napoli sta vincendo, è per questo che l'ambiente non si infiamma. Ragazzi, non dovete ascoltare quelli che dicono certe cose. Io non è perché io ho ragione e gli altri hanno torto, ma di base, di principio, mettere la museruola a uno che ti può spiegare delle cose, ti può far capire di più, è sbagliato. È sbagliato, perché poi è una museruola unilaterale. Gattuso non può parlare, De Laurentiis twitta e i giocatori comunque stanno sui social e mettere le cose. State mettendo i like, io mi fermo. Signori, abbiamo vinto 5-1 o sbaglio? E che vogliamo fare? Non vogliamo arrivare a 5.000 like? Che esagerazione. Bravo, ci sono state moltissime preventive. Questa è una di quelle partite belle dove la cosa bella è la seconda palla aggredita, sempre alti, appena loro recuperavano il pallone stavamo là, anche senza Demme stavamo là, lo faceva con Bakayoko. Attenzione, ci sono cose matematicamente possibili ma calcisticamente impossibili, non scherziamo, Oggi non ho visto poco e niente, quindi ora ti ascolto e basta. Contento, scusate il bicarbonato. Ne mancano 2, avanti tutti, dai. Alessandro Grassi, dai, anche se tifo Atalanta mi iscrivo al canale, sei molto simpatico e competente. Grazie Alessandro, mi fa piacere, ci sono molti utenti, amici che diventano amici bellini, anche tifosi delle altre squadre, mi fa piacere. Appena arrivato, purtroppo ho visto la partita con amici spagnoli e mi sono perso la live, ma non poteva mancare il like. Un bacio ad Amorra ed un bacio a Marco Montella, bel gruppo, che peccato. Tratteniamo Gattuso e non solo, vedi l'albanese, amico bellino, usa i tuoi agganci. Marco, prima di tutto ti ringrazio tantissimo per il supporto, non ne ho agganci così potenti da poter influenzare. Levitan, abbiamo un andamento da scudetto, allora la squadra poteva lottare per lo scudetto, Gattuso out. E questo alla fine è diventato, e questo diventerà, cioè ad ogni partita oramai che il Napoli vince, la risposta dei Gattuso out è quella, allora vedete il rammarico, non si può usare il rammarico perché magari se non perdevamo le partite di prima, non facevamo questo sforzo incredibile, non lo puoi mai sapere con il se e con i ma. Mannaggia, Gattuso out, arriviamo a 600 bicarbonapoli, dai. Solidità difensiva ne vogliamo parlare? Noi questo colletto lo stiamo subendo spesso, però subiamo poche azioni pericolose. Cioè, se voi andate a vedere in una partita del genere, ma vediamo pure se ci sono gli XG, ma insomma c'è stato quel tiro di questo Weyan, questo qua al lato, e poi un altro tiro, ma me ne ricordo giusto uno, loro, dopodiché zero proprio. Qualche calcio d'angolo.
Ma poi hai capito, Osimhen rimpallato, Insigne centrale, Fabian deviato, Di Lorenzo alto, Osimhen di testa alto, il gol di Zielinski, Osimhen deviato, Fabian gol, Bakayoko alto, Zielinski rigore, vabbè rigore, quello insieme a Manolas eccetera eccetera, Insigne strozzato, Lozano alto, Lozano gol, quello dell'Udinese al lato, la botta di Osimhen parata, il gol di Di Lorenzo, Zielinski ribattuto, Zielinski, Insigne che piglia la traversa, Politano, Insigne largo, Gattuso out. Ma veramente stiamo facendo? Ma veramente stiamo facendo? La classifica? Amico mio, allora aspettate un attimo, vediamo un attimo se riesco a farvi vedere. Se già sono usciti gli XG per sfizio, che secondo me sono alti, secondo me stavolta sono alti, non sono usciti ancora, ma vediamo un attimo se possiamo vedere la classifica, un attimo, che a questo punto la guardiamo, anche se ovviamente non dovremmo guardare, no, non l'ha aggiornata ancora, ragazzi, non si guarda la classifica, non guardiamo la classifica. Allegri o Sarri? Gattuso è l'artefice principale di questo Napoli vincente e convincente. De Laurentiis deve confermarlo. Dreamcatcher. ADL si sta mangiando le mani. Ma Osimhen non doveva ritornare in Francia nei pulcini dell'Ill a fare esercizi e tirare la palla contro il muro, ma facessero loro capo e muro, cachista è posseduto, chiamate un esorcista. E sai cosa ti dico? Approfitto di questa cosa qua per farvi vedere due commenti memorabellini. Allora, il primo è così, lo scoprite piano piano, perché è un commento memorabellino di un amico del Cagliari. Ascolta, Napoli sta insinuando c'è stata comprata la partita, lasciamo stare che sono un sostenitore del Cagliari primo, il gol annullato a voi è stato un errore dell'arbitro e una furbizia di Godin e qui ci siamo. Secondo, a primo impatto è sembrato anche a me rigore, ma se quando bene tutte le immagini il giocatore del Benevento stava già iniziando a cadere prima dell'intervento di Asamoah, perciò prima di girare un video per screditare la partita, guarda e poi puoi contattare, non è per male, ma parlare senza vedere bene non è il meglio. Dimenticavo, se guardi tutti i primi 17 minuti di gioco il Benevento non ha fatto nient'altro che falli e non da poco, perciò non mi rompere il cazzo, sii onesto, ok? Comunque questo è il mio pensiero. Zira bella. Io credo che questo sia il commento memorabellino dell'anno. Perché tutto, hai capito? No, sai, io sono un sostenitore del Cagliari, quindi, cioè, capito, parte bene, fa l'analisi e finisce, e perciò non mi rompere il cazzo. È bellissimo, cioè, secondo me questo è un commento memorabilissimo. Non c'è un punto, c'è una virgola, ma lasciamo perdere. Dovevo farvelo notare, non lo faccio diventare famoso, perché se usi le virgole sì, diventi famoso, se non le usi non puoi diventare famoso. Ma il commento memorabellino di oggi è Mauro Garofalo: ma qualcuno ha capito dove deve aprire la scuola calcio Osimhen? Perché è bellissimo, perché scuola calcio non è buona eccetera eccetera, forse la deve aprire lui, deve insegnare lui qualcosa. Sì, amico A, sì, il dono della sintesi. Quanti sfizi si sta togliendo Cafone anche, ma solo io mi sono accorto che ultimamente quando segniamo 2 gol nel primo tempo li segniamo a distanza di 1-2 minuti. Questo pure è una cosa, no? Segni il primo, vai bello forte, hai dato lo schiaffo, questo è il momento di attaccare, di chiuderla, no? Per non soffrire, per non abbassarti. Bella questa cosa, Walter Russo. Subisce il fallo e segna lo stesso, sì, non è caduto rotolando, gridando come un dannato, voleva segnare per lui era più importante di prendersi il fallo, il probabile rigore, il calcio di punizione. Sì, ma comunque non c'è speranza, io non ho speranza, troppi chiacchielli in giro che gridano come dannati. 2 euro di punteggiature per l'amico di Cagliari, vai, sfuse dentro al pacco dei pistacchi. 2 euro di pistacchi, di punteggiature sfuse, un po' di, come si dice, di frittura mista. Lo siento,
No entendi nada, no entendí nada. Io hablo in spagnolo, amico de Cagliari. Fate aprire la scuola calcio da Osimhen per Cristiano Ronaldo. Aia, aia, aia. Ciao Giulio, benvenuto, iscriviti al canale. Dove sta? Dove sta? Non ti sei iscritto al canale, vedi. Non fa niente che non hai lasciato il like, ti sei dimenticato, ma... Iscrivetevi al canale. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Ti iscrivi? Ti iscrivi al canale? Il rigore non te l'avrebbero mai dato. Tra l'altro non ci abbiamo vinto 5-2, non ci dimentichiamo le schifezze arbitrali. Non ci dimentichiamo. Comunque PDC stava contentissimo per la grinta fino all'ultimo di tutti i giocatori. Forza Sassuolo domani e secciamo i ladroni. Dobbiamo mettere, non lo so, se mettere dei gufetti. Il gufaggio è importante, ragazzi. Dela si sta sfiziando con i tweet. Per me Gattuso resta. Vediamo. Anche un certo Bobo Bieri ha confessato che ad inizio carriera Mondonico gli faceva fare allenamento specifico con la palla contro il muro alternando i piedi, avendo delle carenze col destro. Normale. Visto l'esultanza di Fabian, alla Toni, parlate, non vi sento. L'ha fatta così, sì. Capo, non vi sento, non io vero, cioè nel senso sente. Fabian è uno dei più attivi sui social, uno dei più attivi. Macchina da guerra, macchina da gol, Angioletta, macchina da gol, assolutamente sì. In realtà è tornato al gol un uomo che secondo me Dove sono? Che anno è? Dirà che è presidente! Bla 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 bla. Non ne ho idea! ci somiglia quasi un po', somiglia un pochino lo Zanik. Quando è finito Solli? Ma allora tu non solo non sei iscritto al canale, non ti manca di sta partita. Solli Forza Napoli è finita 5-1. È finita 5-1. Allora. Che brutta partita, doveva finire 10-0, Gattuso out, cade tutto. Cade l'impossibile. E voi mi siete dimenticati di lasciare il like. Lo capisco perché state là che volete parlare, volete dire la vostra. Vediamo se legge il commento. Il like dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo che siamo più di 500 e quanti like stiamo? Forza. Marcus, non ci posso credere. Mod della prima ora. Marcus, io penso che qua non ti conosce praticamente nessuno. Grande, non ti ho visto più, non ti ho sentito più, però io non mi dimentico mai di te perché mi hai dato una grossa mano all'inizio e i tuoi consigli li metto ancora in pratica. Un bacio, un bacione. In Brasile è finita 8-1. Buonasera Francesco. Troppi pochi like rispetto a quello che sta facendo il Napoli, secondo me sì, però vabbè, fa niente, ci vogliamo fare. Oledan, anche oggi ci ha provato Calvarese a metterci lo zampino, anche oggi. Fabiano Fuoriclasse, tra i più forti centrocampisti al mondo per me. E come cambiano i giudizi, mamma mia. Vamos, speriamo che la Juve avverta un minimo di pressione. Oggi la difesa quasi perfetta di Lorenzo è un cavallo. Sì. Bene, anche le sostituzioni preventive disponibili pochi. Mister meglio di Rino. Vedi? Qua, chi sei? Come ti chiami? Come ti permetti di non stare sempre qua?
Lo Zanicca ha segnato anche nella scorsa partita. E certo, amica mia, ma io ho postato infatti lo spottino anche nella scorsa partita, solo che non è stato ben apprezzato da tutti. Ecco perché l'ho postato una seconda volta. E se mi gira, posto anche un altro spottino. Andasse via Gattuso avrebbe le sue ragioni, però le stesse ragioni gli hanno portato a fare la stagione migliore della sua carriera. Luca, io sono anche d'accordo, io resto della convinzione che Gattuso, essendo un giovane allenatore, certi errori li può e li deve fare perché devi crescere. E ditemi un allenatore che non fa errori. Ditemi un allenatore che non fa. Il mio allenatore preferito, che è stato Sarri, errori ne faceva. Anche il non cambiare mai è spesso un errore, perché li porti poi alla fine che sono esausti, li porti che li hai spompati, eccetera, eccetera. Chi è che non fa errori? Il problema era non dargli proprio addosso. Sei il peggiore allenatore mai visto. Stracciate i tesserini, stracciate i patenti, si faccia presto. L'imputato è colpevole, lapidatelo sulla via di Damasco. Questo non poteva essere fatto. Si poteva dire, questa partita magari Gattuso ci ha messo del suo, errori probabili così, magari avrebbe potuto fare con il senno di c'è modo e modo. C'è modo e modo. Bobotta Rossà, hai ragione, amico mio. Mettiamo per Bobotta ad libitum, insomma ad honorem, va. Ad honorem mettiamo Bobotta qua, che ci manca tantissimo. Purtroppo si è operato di tonsillite, se non mi sbaglio, e quindi non era disponibile. Parliamo di calcio, niente attacchi personali, niente offese, rispetto reciproco. Tifo il Cagliari, ma devo ammettere che questo Napoli merita di andare in Champions. Un like lo meritate ovviamente. Vedi come sono belli, ci stanno i tifosi bellini cagliaritani o delle altre squadre. Grazie Dream, grazie. Juve minacciata anche da Gravina, Juve fuori dal campionato se resta in Superlega. Vediamo se saranno così convinti della loro scelta o si dimostreranno solo dei cani di pecora. Losco, terremo gli occhi aperti, perché in realtà Gravina disse non si può condannare un'idea, era solo un'idea, però evidentemente, cosa che non falso, perché non era un'idea quando tu fai i contratti, i comunicati ufficiali e la borsa sale e scende, però evidentemente se le altre si sono ritirate mentre Juve, Barcellona e Real no, evidentemente la Lega, la FIGC aspetta quello che farà la UEFA e si comporterà di conseguenza. Quasi 700 like? Sono pochini. Allora, siamo quasi a 700, ce ne facciamo arrivare a 200? Dai, 800! Ok, questa l'avevo letta. Nedved penso sia più odioso di Hamsik, lo credo anch'io, ma probabilmente perché noi siamo tifosi del Napoli. Per Mazzoleni è più odioso Hamsik. Poi Rosa Ferrei o Ferrei, spero che Gattuso rimanga anche l'anno prossimo. La mia unica preoccupazione è che con gli sta di piedi non si riesca a dettare il gioco e quindi perda una delle sue più grandi qualità. Rosa, e su questa considerazione io faccio intervenire per le sue considerazioni stasera, come tutte le sere, il grande Guido Gentile. Buonasera a tutti. Allora facciamo subito una inversione. Rosa, io invece credo che con un anno e mezzo più prossimo sarebbe, ma non rimarrà Gattuso, un anno in più, certi automatismi, certe confidenze, certi meccanismi nella squadra li avrà acquisiti, acquisendo le giocate ti riescono meglio, ma aumenti fiducia, aumenti anche, come è successo oggi nella parte finale della partita, che poteva non dir nulla, invece proprio il piacere delle giocate, di giocare, perché Napoli gioca bene, e quindi se casomai l'atmosfera dello stadio, sia in casa che in trasferta, qualche urlo lo copre, però l'abitudine a stare insieme e a essere allenati per un'altra stagione allenatore porterebbe dei benefici, ma stiamo parlando del nulla. Quindi da questo punto di vista ti tranquillizzerei, perché invece non avremmo penalizzazioni, ma avremmo invece grandi benefici, avere una maggiore continuità tecnica. Guido, vado a mettere le cuffiette, ti lascio in solo layout. Va bene. Qualche settimana fa mi avete chiesto quale partita dovevamo temere, io vi dissi tutte,
ma 3 sono quelle veramente delicate. La partita col Cagliari molto delicata e purtroppo l'abbiamo toppato, forse no, perché è inutile tornare indietro sulle chiamate arbitrali. La partita con l'Udinese è molto delicata e sarà decisiva quella con la Fiorentina, a prescindere di come ci arriveremo. È chiaro che se psicologicamente ci arriveremo scarichi sarà ancora più difficile, ma sarà veramente delicata. Poi diremo qualcosa sulla programmazione di questa partita. Napoli gioca l'ennesima partita diversa, perché avete visto l'Udinese aspettava soprattutto i primi 20 minuti molto bassa, cercando di non dare né spazio né campo, addirittura rinunciava totalmente al pressing alto. Il Napoli aveva manovra molto facile nella sua metà campo, nemmeno la tre quarti difensiva. Mai come questa partita Valerio non doveva dire, almeno nei primi 24 minuti i fazzoletti non ci sono stati manco le camicie. E invece con pazienza e ordine, intelligenza, e sono doti che nel calcio portano sempre buoni frutti, ha stanato l'avversario, è andata sul 2-0. Purtroppo noi questa media pessima difensiva ce la portiamo avanti. Oggi abbiamo subito 2 tiri nello specchio, 5 in totale, un gol, è troppo alta come media difensiva. Qualcuno mi chiedeva, io ho detto, spicavo che si superassero gli 80 gol. Abbiamo fatto 83 gol negli ultime 12 stagioni, e non sono poche. Il Napoli solo una volta ha raggiunto gli 80 gol e una volta ha raggiunto 94 gol. Quindi è la seconda prestazione degli ultimi 12 campionati offensiva della squadra del Napoli. Non è poco. Io speravo a inizio campionato che il Napoli raggiungesse 75 punti, perché sono una buona base per cominciare a costruire una stagione. Non bisogna, e quindi io sarei stato contento. Non sappiamo se ne faremo 74, 76, 77, 79. È chiaro che ci auguriamo 79. Secondo tempo di grande intelligenza, dove abbiamo visto un dominio totale di 2 giocatori, Bakayoko e Fabian Ruiz, che non possono giocare insieme e dobbiamo strappare il tesserino. E sarà, lo dico e lo stiamo dicendo insieme da tante, chiamiamole puntate, un grande dispiacere tecnico perdere Fabian Ruiz, perché sta diventando, molto prima del previsto e della sua età, visto che lui dovrebbe giocare 25 metri più avanti, veramente il padrone del centrocampo, con una personalità, una forza fisica. Qualche settimana fa si chiedeva la forza fisica. Fabian Ruiz è un giocatore molto alto, già delle gambe molto potenti, che gli hanno permesso anche di non uscire dalla partita per un fallaccio più da rosso arancione che da giallo, ma Carvarese non ha proprio fischiato fallo quando è stato preso sull'interno del ginocchio, col ginocchio duro dell'avversario. Un fallo cattivo, perché lui aveva già liberato il pallone, ed è cattivo perché io non mi permetterò mai di dire io ho giocato a pallone come fanno spesso tanti, però i falli sono falli a chiunque, sia che hai giocato in Serie A che sei arrivato ad alti livelli, e fanno male, e me li ricordo, e quello è un fallo che fa molto male. Infatti è stato 2 minuti fuori dal campo. Lo sentirà nelle prossime giornate, vedrete che, perché è in una parte della coscia dove tu non arrivi protetto e preparato, quella interna vicino al ginocchio. Fortunatamente il ginocchio non si è girato, perché sarebbe stata una grave beffa. Chiusa questa parentesi, perché mi chiederete dell'arbitro. Io, Valerio, più del presunto rigore su Zelinski, c'era quello su Manolas, non mi sono piaciute tante chiamate arbitrali di falli cattivi. L'ultimo, Fabian Ruiz stava facendo reazione, perché è stato costantemente mazzolato, anche 3 giocatori contro lui, perché è stato veramente il padrone del centrocampo, con Bakayoko in pressing alto, ordinato, preciso nei passaggi. Qualche passaggio rischioso sbagliato ci sta, sono uomini non automi. Dicevo, un buon Napoli sicuro, con le sue sbavature, e la preoccupazione del pareggio con la Fiorentina e perdere la Champions con 77 punti, 78 la Juve, sarebbe fallimento, sarebbe una stagione eccezionale. Il Napoli andrà in Champions con 79, sarà uguale. Il mio giudizio non cambierà. Perché, ragazzi? Non dobbiamo vedere la partita singola, dobbiamo vedere sempre, lo so che è un modo di ragionare copernicano che non fa nessuno, il calcio in chiave generale sistemica. La partita singola analizziamo i movimenti, la sfortuna, il rigore, il palo, Insigne che sta fuori forma, ma ha fatto ottimi 10 minuti finali, però i primi 60 no. Perché se voi guardate
gli ultimi 5 gironi, cioè girone di ritorno 2019, girone andata 2019, girone di ritorno 2020 e così 2020 andata e 2021, e prendiamo Inter, Atalanta, Juventus, Milan, Lazio, Napoli e Roma. In questa classifica il Napoli adesso è sesto, non più settimo, ma non contiamo i punti di oggi, con 167 punti, la Roma è 164, l'Inter è 197. Bene, sono 35 risultati. In questi 35 risultati solo 9 volte voi trovate un risultato superiore a 40 punti. L'Inter 3 volte, 46, 41 e 44, l'Atalanta 2 volte, ma ne farà 3, la Juve una sola volta su questi 5 gironi, il Milan 2 volte, 41 e 43, la Lazio 1, 43 nel girone in andata 2019, il Napoli mai, 35, 24, 38, 34 e 36, la Roma mai. Per fare il Napoli nella stagione dello scudetto mancato dei 91 punti, nel girone di ritorno ne fece 43 e l'anno prima 48 e l'anno prima ancora lo stesso fece poco più di 40 punti. Cioè fare 43-44 punti non è un risultato normale, è un risultato eccezionale, soprattutto nei gironi di ritorno dove notoriamente si tira un po' più la carretta e più di una squadra barra due non lo fanno, una l'ha già fatti 40 punti e l'Inter, ripeto, se noi prendiamo 7 squadre e 5 gironi, sono tanti, se andiamo ancora più indietro nel tempo è ancora peggio, per dire, solo 9 volte le squadre hanno raggiunto 40 punti e a volte per poco, 41, vedete, tranne un 48 la Juventus, sono 43, 41, 43, 44 e il Napoli mai. Quindi che il Napoli si fermi a 43 o 41, eccetera, perché con oggi è 49, no? Quindi se dovesse solo vincere la partita con il Verona sarebbero 42 e ci mangeremmo le mani, o 42 più il pareggio, differenza 43. Si direbbe che Gattuso ha fallito la Champions. Se farà i famosi 79 punti, si dirà Gattuso ha fallito lo scudetto. Ragazzi, invece si dovrebbe dire Gattuso ha fatto qualcosa che è superiore alle portate della squadra e che generalmente poche squadre in questi 5 campionati sono riusciti a farli, spesso non hanno vinto manco lo scudetto. Nell'ultimo campionato, perché poi bisogna vedere che cosa ti dice il campionato, la striscia più lunga è quella dell'Inter attuale che ha vinto lo scudetto. L'Atalanta ha avuto una striscia di 10, ma 4 pareggi e 6 vittorie, e quella in corso è di 7 vittorie e 2 pareggi. La Juve è di 13, ma con ben 6 pareggi. La Lazio ha avuto una striscia di 5 e 7 vittorie, pochino. Il Milan 15 nel girone di andata, ma poi è crollato, non ha avuto. E noi siamo una striscia, possibilmente speriamo continua, di 13 risultati. Cioè stiamo facendo qualcosa di eccezionale che viene spacciato ai tifosi come qualcosa di ordinario, di scontato, quando nel calcio e nella vita, mi permetto di dire, di scontato non ci dovrebbe essere mai nulla. Semmai si analizza quello che si può migliorare e perché si è sbagliato qualcosa. Chiudo. Errare umano, perseverare è diabolico. Ci siamo già passati. Era Inter, Juventus, Fiorentina, Napoli. Il Napoli gioca martedì, la Juve gioca mercoledì. La logica vorrebbe che il Napoli giocasse sabato e la Juve domenica. Napoli e Juve giocheranno domenica, ma il Napoli gioca prima il Napoli gioca, cioè dopo la Juve, ma gioca alle 12:30. Quindi anche se il Napoli ha giocato prima, oggi, addirittura di un giorno, giocherà dopo, di nuovo come successe quella Orsato, e gioca alle 12:30. È possibile che una società che tutti dicono da scudetto non si è fatta sentire e accetti di giocare? Napoli ha già giocato quest'anno delle partite alle 12:30, una partita così delicata col caldo alle 12:30, quando potresti mettere una partita che non val nulla per la classifica, ce ne sono, e soprattutto di nuovo dopo la Juve. Lo so, il destino è nelle nostre mani, però se non valgono mai niente queste cose, non mi sto agganciando a queste cose, perché, visto che non valgono niente, non facciamo qualche volta, una volta io e una volta tu? A voi le domande. Grazie Guido, prima di tutto. Io tra le varie cose insomma che tu hai sottolineato,
mi è venuto spontaneo durante la telecronaca sottolineare un'altra cosa che sto sentendo spesso: non ha gestito bene il periodo di crisi. E io, la mia riflessione è stata: ma è venuto il periodo di crisi, cioè il periodo di crisi vuol dire che sta andando male. Come fai a gestire bene una cosa che è andata male? È arrivato il periodo di crisi, nessuno gestisce bene se arriva il periodo di crisi. Il Napoli in questo momento non ha la difesa, però nessuno lo dice, perché adesso è tornato Spina, ma prima della settimana scorsa non aveva il portiere di riserva, a parte Nikita Contini, di cui si dice un gran bene. Non aveva il terzino sinistro, perché Gulam è infortunato e abbiamo venduto dato in prestito Marquis. Aveva un terzino sinistro perennemente diffidato, adesso può anche, diciamo, rischiare la diffida all'ultima, e a Maximovic col Covid e Koulibaly infortunato. Non ha cambi in difesa. Lobotka, che ha un problema più serio quello che è previsto, detto, quindi ha 2 soli cambi a centrocampo. E quindi è stata una stagione perennemente in difficoltà. Avete visto oggi come è entrato con l'argento vivo Mertens, con una qualità, i tocchi di esterno di prima a centrocampo a liberare i compagni sulla corsa, e ne ha giovato anche molto il gioco di Insigne, che invece ha sofferto molto. Non so se il nervosismo, la stanchezza, se ha dato tutto in queste zone, però non ha beccato un passaggio che era uno, anche i più semplici. Secondo me poi avere un giocatore o non averlo cambia, non averne 2 o averli cambia, non ne averne 4, 5, 6, beh, a questo punto l'allenatore che cosa ti deve inventare? Giusto per dire, ragazzi, questa è la squadra che con oggi ha toccato 585 tiri in campionato. Cioè, noi quest'anno batteremo di 100 tiri il record assoluto che era di Sarri. Era migliore. E senza quei giocatori, pensate che cosa avrebbe potuto fare con quei giocatori, ma lì non è colpa di un allenatore se si fanno male. Tra l'altro, se questa preparazione è tanto scadente, com'è che il Napoli corre adesso a fine stagione? Manolas sta giganteggiando. Oggi è vero che il Napoli ha preso un gol, ma bisogna anche accettare le giocate di classe degli avversari, come ha controllato il corpo di forza. E Manolas gli è andato di forza petto contro petto, l'ha messa all'angolino, ha fatto un glorioso stacco di testa su cui Di Lorenzo è andato in tapin. Manolas, ma io ve l'ho detto, si parla sempre di Koulibaly, ma questa coppia Manolas-Rachmani sta facendo molto bene, come innanzitutto pochissimi falli sta facendo. E un'altra cosa che mi dice, oggi Napoli ha chiuso la partita con 8 falli e 0 ammunizioni. La Juve a martedì prossimo la finale di Coppa, per questo giocano di sabato. Per me ci potevano far giocare allo stesso orario sabato. Sì, l'anno di Sarri arrivammo a 10-1, no? Da dire, la trovi sempre, però è una cosa che si ripete, non mi interessa. Poi vedremo innanzitutto domani che cosa fa il Sassuolo, però comunque non c'è logica che il Napoli giochi a 12:30 questa partita così importante. Questo si faccia presto, no. Si faccia presto. Sì, ma non voglio aggrapparmi, perché a questo punto pure io ho fatto il liceo classico, ma è proprio sbagliato l'esempio di Cesare. Se traduci Cesare devi prendere 6 e se traduci Cicerone 8, perché in realtà si fa per gradi, e quindi quando tu inizi il latino casomai ti danno Cesare e tu vieni valutato all'inizio del tuo percorso al quarto ginnasio o all'inizio del quinto su quelle traduzioni. Poi cresci e hai Catone il censore, hai Cicerone, quindi secondo me sono anche, però non voglio, sono persone non presenti, ho detto, secondo me però è un esempio proprio sbagliato, perché insisto, nella vita non puoi mai addizionare le mele con le pere. È chiaro che se io, e poi tra l'altro se tutti traducono la stessa versione vi faccio sorridere a questo punto, perché solitamente tutti traducono la stessa versione. I professori più severi ne davano a fascia, no? Che c'era 1 e 1, in modo tale che il tuo compagno di banco aveva un'altra versione. La mia professoressa di latino e greco, che era una pazza furiosa, estraeva con i numeri della tombola 4 persone ogni volta, e quelle 4 persone facevano una versione diversa tra di loro e diversa dagli altri 2. Quindi io no, 100 non so se li facciamo un po' tanto, se arrivare a 90 sarebbe 7 gol.
100 gol forse in stagione, sì, complessivi. complessivi. No, ma da un punto di vista offensivo, ragazzi, non è il gol, cioè, è che comunque abbiamo una percentuale bassa del 30,7%, l'Inter là del 34,5%. Diceva, ma sono solo 4 punti. Ragazzi, 4 punti percentuale è uno scudetto. Esattamente. Però lì non è colpa dell'allenatore. No, secondo me oggi il migliore è Fabian Ruiz, ma in realtà è la squadra che ha giocato con la convinzione, non era facile vincere questa partita con la convinzione, noi ce l'andiamo a vincere questa partita. Poi vogliamo dare i voti, Settio? Sì. Questa, no, sai perché la sottolineo? Perché lo voglio dire, Guido non mette il like quando è se stesso, lui mette il like quando non c'è, perché quando si non ci mette... Mi sembra un atto di vanità. Solo da solo. Mi sembra quando ci sono io non metto il like, ve l'ho spiegato, perché mi sembra un atto di vanità. Ti chiedono? No, però non si fa, avevo una pazza furiosa, perché veramente, e io facevo per stessa, ma questo è un metodo anticostituzionale, perché ognuno ha una versione diversa, tra queste 4 persone non saranno mai uguali le valutazioni. Buonasera da Ischia. Stasera c'erano già stasera c'erano 2 rigori per il Napoli. Il signor Cavarese è quello del famoso Cagliari-Juve Bernardeschi. You remember? I remember. E l'abbiamo già accennata la questione arbitrale. Io sono molto contento, rispondo all'amico Bellino, delle 0 ammonizioni, soprattutto per Insigne e Fabian Ruiz, perché Insigne è stato molto trattenuto da Gattuso, infatti poi è andato a ringraziarlo che l'ha tenuto in campo quando ha fatto il gol, perché un paio di volte forse non c'era il limite, un paio di volte invece c'era, e Gattuso si è sentito, ha detto lascia perdere. Non so se l'avete sentito. L'ho notato, bravissimo, l'ho notato quando ha ricevuto quella spinta leggerissima sulla spalla con la mano, leggermente, ma leggerissima. Per me quello non è fallo, però se non è fallo nemmeno Osimhen su Godin, e secondo me lui là cade proprio come a dire questa è la stessa spinta che ci ha tolto 3 punti col Cagliari. E Fabio Rui ci stava cascando, casomai l'arbitro addirittura lo butta fuori, gli dà il rosso, e sarebbe una mazzata sarebbe stata una mazzata per Firenze, cioè. E questo, la tenuta psicologica della squadra, non ce le hanno dati i rigori. Allora leggete il mio articolo sugli arbitri, la mia posizione sugli arbitri, che io li voglio intervistare dopo la partita, ma solo l'arbitro della gara, tutto il tema viola non mi interessa, perché chi ha chiamato il fallo è stato quell'arbitro. Io devo chiedere cosa hai chiamato, quello, ok, perfetto, so che hai chiamato questo fallo, tutto il resto filosofia. Secondo me anche qui Zielinski un plus non avrebbe mai tolto appena esce lui il Napoli viene schiacciato. Ragazzi, si gioca infrasettimanale, anzi secondo me Gattuso 10 minuti prima li poteva fare i cambi, anzi io su questo lì, io ho visto Zielinski di nuovo molto stanco, perché quella posizione è vero che lui è molto contento, gli sta dando soddisfazioni di gioco e di realizzazione, però si stanca anche tanto, Oltretutto è il primo anno che è veramente sempre titolare inamovibile, quindi è una novità per lui a questi livelli, poi in una posizione, ragazzi, dove deve inseguire gli avversari in continuazione. Esatto. Oggi ho visto tutti contenti, uscire col sorriso, cioè ma perché ci dobbiamo lamentare ci sono sbavature? La sbavatura è che anche oggi abbiamo prodotto tanto e siamo un po' sciuponi. Lasciami dire questa cosa a Guido, che saluto affettuosamente. Domenica a Firenze succederanno schifenze arbitrali, proveranno a fermarci in tutti i modi. Designazioni Valeri, arbitro centrale Banti, VAR. Io spero soprattutto che non rovinino la partita, perché il Napoli sta giocando un calcio piacevole, che comunque dovrebbe far bene anche agli ascolti, agli sponsor, eccetera. Però non dipende né dai giocatori né da noi valuteremo la partita. Guido, ha letto il commento memorabilino del tifoso del Cagliari? Non credo, no, è lungo e senza virgole, l'ho messo, no, questo era quello dell'altro amico, è lunghi, no, te lo giro in privato per ridere, ma non c'è bisogno. Scusate, mi ero collegato, non avevo visto oggi, non ho visto quello che stava dicendo Valerio, perché è vero che è una buona memoria. C'è un nostro amico Bellino ha detto quanti terabyte sotto i capelli Guido, no? Perché è vero che è una buona memoria di fido, però ho detto fammi andare a controllare se poi me ne ricordo bene questi numeri, e quindi sono andato a controllarmi proprio perché non voglio spararvi e non l'ho letto.
Fabian Ruiz, dite quello che volete, ma mi ricorda Zizou. Quando sposta la palla come la allunga, Zizou e Zizou, ma Fabian, se avesse un po' di cazzimento in più, sarebbe devastante. Guido, molti ci stanno chiedendo di Fabian in questo momento. Però io ve l'ho detto, ragazzi, di solito tu arretri a fine carriera per tante ragioni che potete già immaginare. A lui gli hanno chiesto di giocare una posizione che non amava, perché non è una questione, ragazzi, di A2, A3, vedete come fanno narrazione sbagliata, è una questione se tu stai 10 o 20 metri più avanti e più dietro, e lui a seconda anche delle partite, e Valerio ve l'ha fatto vedere, non sempre è stato più dietro di Dem, cioè, oggi si è potuto permettere un gioco diverso perché era schermato non da Mertens davanti a Bakayoko, ma da Bakayoko. Hanno funzionato molto bene loro due in coppia nei movimenti. E abbiamo rivisto quello che ha fatto anche con la Roma e con il Milan, con quasi una partenza da difensore, da terzo difensore a destra. Esattamente. Grandi aperture di gioco. Io ve l'ho detto in tempi sono sospetti, lo sto ripetendo, a me dispiacerà molto perderlo, e lo ricorderò, altro che dice un bidone, perché adesso sta facendo tutta una narrazione, ma noi ci teniamo Koulibaly, possiamo sacrificare Fabio, tutti siamo sacrificabili, è morto Einstein che è stato il più grande genio del Novecento, siamo ancora vivi, non è quello, però è stato un bel crack, perché noi l'abbiamo preso con la clausola e l'ha preso Giuntoli, e poi venne Ancelotti, disse anche noi l'avevamo preso in considerazione, quindi ci saremmo trovati d'accordo. Giuntoli out, ragazzi, Giuntoli out, Rachmani bidone, Osimhen bidone, l'unico nostro punto interrogativo, ma può darsi che il ragazzo è stato sfortunato, Gattuso non l'ha visto, però su una rosa di 25 giocatori, tranne Nikita Contini, è l'unico giocatore che effettivamente non ha reso, è stato utilizzato pochissimo, forse anche male, è Lobotka. Però se voi guardate tutte le rose di Serie A, nessuna rosa hanno giocato tutti i minuti 24 giocatori, quindi tutto sommato però vogliamo dire, qualcuno ha detto che secondo lui Di Lorenzo è migliorato, vogliamo dire che se è confermato non è migliorato, vogliamo dire che Zielinski è migliorato? Sicuramente. Vogliamo dire che Insigne non ha mai fatto una stagione così cazzuta? Sicuramente. Vogliamo dire che Fabian è partito così, poi si è un po' flosciato, ma aveva avuto il Covid e ha avuto, lui Fabian è alto quanto me. Le persone per il calcio è una buona altezza, alte, fanno più fatica a rientrare in forma rispetto a chi è piccolino, ha fasce muscolari più corte, eccetera. Anche Zielinski ebbe difficoltà, ma a tornare in forma. Non è che tutti sono quadrato. Poi bisogna vedere anche che tipo di Covid ha avuto, alcuni lo hanno avuto un po' più pesante, alcuni più leggero, non tutti allo stesso modo. Però è stato in crescendo. Bakayoko sta giocando bene adesso. Di nuovo può darsi che era svogliato, oppure può darsi che non so, ha avuto una fascite e non ce l'hanno detto e ha dovuto stringere i denti. Le fasciti non sono infortuni gravi come le distorsioni, i traumi muscolari o il menisco, però sono frequenti e fastidiose, perché poi che animali, che minimali, non lo so, sono cose che invece di chiedere quanto forte Manolas, certe domande andavano fatte, però generalmente siccome uno, e poi altre domande, dei punti su cui è stato attaccato Gattuso, è che lui ha svalutato tremendamente la rosa, poi lo vedremo se ha svalutato tremendamente la rosa. Ragazzi, noi non dobbiamo avere paura dell'Inter in caso deve cedere molto Vinzo il bilancio in rosso, e può darsi anche che vada via Conte l'anno prossimo. Con i giusti innesti possiamo crederci. Deni si sta già proiettando a una lotta a scudetto per l'anno prossimo. La questione dell'Inter deve avere una cimice a casa mia, perché il prossimo articolo me l'ha chiesto direttore, mi ha detto: ma che cosa scriverà? Che scriverà Guido? Quale cioccolatino? In realtà mi ha scritto: quale cioccolatino servirai? Ho detto: guarda, vorrei fare un articolo molto a modo mio su questa, che lo voglio intitolare Per un pugno di debiti invece che per un pugno di dollari. Rimani in contatto, perché hai messo il dito non nella piaga, nel granchegno dei debiti. Guido, su Di Lorenzo non sono d'accordo, è maturo, inesauribile, tecnicamente discreto, ma di una costanza fenomenale, prestazioni sempre di livello. Sì, io intendevo, a parte che è bello avere opinioni garbate e motivate diverse, perché è quello che migliora proprio la qualità del confronto e dello stare insieme. No, io ho detto, io lo vorrei più
positivo e qualitativo dalla tre quarti in su. Lui a un certo punto, se non è lanciato in corsa, dove invece ha fisicità, forza e anche voglia penetrativa dell'azione, se è fermo, il primo passaggio è all'indietro. Anche oggi, e oggi abbiamo rischiato 2 contropiedi proprio per quella sua opzione. Però non è che tutti sono Dani Alves, perché non è che è un giocatore che abbiamo preso dall'Empoli. Sono ancora in silenzio stampa, Paolo, non c'è alcun dubbio su questo. È una cosa veramente grave perché tra l'altro, anche se Gattuso ormai va via, out, eccetera, ma penalizzi il bel gioco oppure scegli che di volta in volta, detto, può parlare l'allenatore, il giocatore, il secondo allenatore, cioè, ma questo silenzio stampa. Poi il Napoli andrà in Champions, prolungato non mi piace, il Napoli andrà in Champions, facciamo gli scongiuri, ce l'auguriamo e diranno è stato merito del silenzio stampa, non è andato in Champions, è colpa di Gattuso. Però non lo sopporta sta cosa, è vero. Però ricordate perché è avvenuta una cosa, cioè, bisogna indagare su perché, veramente indagare su perché è avvenuta una cosa. Qui l'abbiamo detto quello che potevamo dire con Valerio, e sono quelle ragioni, quelle criticità che poi ti portano a perdere punti. Quindi non vedere il silenzio stampa come la salvezza di tutte le cose, ma vedere perché è successo e se si poteva evitare o no. Poi ormai è di mesi in mesi e ce lo teniamo, però non va bene. Guido, cosa ne pensi di De Paul? Mi avete già fatto questa domanda, però vi rispondo con piacere. Sono tutti quei punti interrogativi perché ci sono dei giocatori che hanno grande qualità tecnica, poi ormai tutti i giocatori che arrivano in Serie A hanno gran fisico, ragazzi, ve lo dissi già proprio. Non lo sa, nessuno sa quando poi un giocatore fa un salto di livello da una squadra che comunque ambisce sarebbe un sogno ormai il 10° posto, cioè, a una squadra che se perdi 2 partite hai tutti gli occhi addosso, eccetera. Quindi che io non te lo posso dire. De Paul è un giocatore che ha delle grandi qualità tecniche, fisicamente è un ben strutturato. Spero che se il Napoli dovesse prendere, ma è in predicato di altre squadre, che non faccia la figura di Verdi. Perché il Napoli non punta sul difensore centrale di piede sinistro al posto di adattare un destro sul centrosinistra? A par mio si velocizzerebbe la manovra notevolmente. Cosa ne pensate? Ma io adesso penso che non stia giocando Mario Rui semplicemente perché Gattuso, avendo un solo difensore, e quindi pensate nel caso... lui penso si riferisca ai centrali, che anche con Koulibaly... Sì. Però aspetta, su quella cosa ho detto io non voglio rischiare che poi se non rimango senza centrale devo spostare Di Lorenzo centrale, veramente devo mettere tipo Bakayoko terzino. Bisogna anche capire se sono i giocatori che a un certo punto, perché poi ci sono certi giocatori che dicono no mister, io poi a destra non ci voglio giocare, mi devi far giocare a sinistra. Vede Valerio, a volte ci sono dei tuoi delle amiche e degli amici bellini qui che fanno domande più penetranti di quelle che invece vengono fatte in ambienti più patinati e ricchi. È giusto, però non sono io l'allenatore del Napoli, non ti posso raccontare una fesseria. È da chiedere se è una scelta obbligata, se hanno fatto comunque delle prove e si vede che comunque rendono meno bene, se comunque si puntava a un altro tipo di giocatore non è stato possibile prenderlo e tu devi adattare. Poi anche lì le domande più belle, più intelligenti, più sensate sono, ed è più difficile avere risposte vere. Gattuso te le darebbe ed è stato uno dei suoi problemi perché dava risposte sempre vere, perché poi Rafa Benitez ti insegnò, non possiamo dirvi sempre la verità, lui disse a volte il calcio è bugia. Infatti l'occasione, i tetrabyte sotto i capelli, fu un Genova-Napoli che gli chiesero perché questi cross comunque passano sempre e lui gli disse a questa risposta non posso a questa domanda non posso rispondere perché non voglio rispondere, non voglio favorire gli avversari. Come il fatto di David Lopez, lui dice ci ho messo tanto perché io comunque non volevo bruciarlo mediaticamente perché lui aveva essere mazzulato. Però mi piace se le argomentazioni del calcio, non solo attorno a Napoli, anche altre squadre, fossero più
legate proprio al gioco del calcio, alla partita, alla prestazione, ai movimenti dei giocatori piuttosto che agli insulti. Quindi è vero, è un'annotazione per risponderti giusta, ma non siamo né Valerio io, né il direttore sportivo né l'allenatore del Napoli. Col silenzio stampa almeno ci risparmiamo la solfa dei giornalisti con lo stampino. Sotto questo punto di vista, sai che piuttosto che sentire domande... Vincenzo, che ti devo dire? 10-0 per te, bravo, perché non tutti i mali vengono per nuocere. Ti do ragione, ma non per prenderti in giro, purtroppo è vero. Allora, questo è per te. Un saluto a Guido, mi sono iscritto al suo canale e mi sta facendo affacciare al mondo del cinema, l'ascolterei per ore. Mo devo riprenderlo perché oggi sono stato sul set con un amico regista che mi ha chiamato, perché a me piace più farle le cose, e pure lui mi ha rimproverato, ha detto vabbè, non ti preoccupare che domani pubblico Woody Allen, sei stato molto carino e grazioso per il tuo gesto di cortesia, spero che trovi interessanti le mie chiacchiere sul cinema, ti ringrazio. E ricordo agli amici bellini che in questo momento ci stanno seguendo che io ho pronta una sorpresa per tutti voi, dove parleremo con Guido di calcio e cinema, quindi il calcio nel cinema, lo sport nel cinema in generale. La voglio fare bene, quindi ci sarà un momento di editing importante e vi porterò questa sorpresa su questo canale. Nel frattempo troverete Guido al canale Guido Gentile Piano Sequenza. Allora, il Chelsea ha proposto l'acquisto di Bakayoko al Napoli, 20 milioni pagabili in 4 anni. Speriamo ADL ci pensi, ci sta in questa rosa, a me piace essendo fisico e alto. Caro Fabio, io sono solo curioso come te a livello tecnico sportivo di capire che cosa è successo, se è stato un problema fisico, di testa, di litigi eccetera, non una parte centrale della stagione, perché in realtà ricordo a tutti noi con la serenità che mi avete riconosciuto, e ringrazio ancora Stellina quando ti disse quel messaggio, che lui era partito bene, addirittura colleghi molto più prestigiosi di me rividero in rialzo le aspettative del Napoli, un po' come quando l'Inter prese Sedors, mi ricordo, no? Dice, adesso può puntare allo scudetto, detto, non ha più la Champions lo scudetto. Però è indubbio che effettivamente delle prestazioni sono state svogliate al di sotto di quelle che sono le sue capacità. Qui mi piace, faccio rispondere anche a te Guido, ma con Max sì, no, abbiamo... quindi rispondo, e quindi è chiaro, se le prestazioni sono queste qui non è un giocatore da buttare, ragazzi. Rispondo con tranquillità a Massimiliano. All'interno della società Napoli quest'anno sono successe cose bruttine, in parte ve ne abbiamo dette, in parte è anche meglio non dirle. Non trattiamo, mi sembra che un'amica disse, ma che Guido ha detto il termine erudito, no? Non trattiamo Gattuso come un deficiente. Può non essere un bilaureato, ma è uno che vive nel mondo del calcio da tanti anni, è una persona non solo capace, ma estremamente corretta con tutti, e non è una dote scontata nella vita. Valerio ha detto proprio in trasmissione sua, non con me, una cosa giusta, che poi è di una semplicità, ma è di una drammaticità vera. Nella vita, in qualunque altre professioni, ci sono tutte le persone, quelle brave, quelle non brave, quelle i geniali. Mozart è quello normale, un mestierante, no? Quello, cioè non è che Jimi Hendrix è il bassista di supporto di una rock band sono la stessa cosa, perché uno è passato alla storia, un altro fa il suo onesto lavoro, no? E come ci sono gli imbroglioni. Ecco, Gattuso non c'è un giocatore, vedete, tutti lo abbracciano, lui è rimasto per risponderti, perché i giocatori hanno detto, lui si era andato, ha detto no, mister, noi siamo con te. Ma voi siete sicuri che il veleno era solo, a questo punto ti rigiro la domanda, riferito ai giocatori in campo? Potete mettere la mano sul fuoco, visto quello che è successo? Siete sicuri al 100%? E aggiungo una riflessione. Siete sicuri che lui dicesse certe cose perché è un rincoglionito, arteriosclerotico e non sapeva se dire altro, visto come gioca il Napoli? O erano messaggi che... Io il dubbio ve lo lancio. Sì, ce lo prendiamo. E poi, aggiungo che... Massimiliano, scusa, perché... Ok, diciamo per assurdo, già abbiamo detto che proprio era un cane. Però la domanda è che c'è proprio un pessimo allenatore, proprio un deficitante, che non lo pensiamo. Però diciamo che Gattuso era scarso tecnicamente, scarso a leggere la partita, scarso in tutto, proprio un cane. Oggi
12 maggio, secondo voi è lo stesso di quello o no? È un po' migliorato o è peggiorato? Il Napoli gioca meglio o peggio? Se è meglio, può ancora migliorare o no? Detto, quindi io non sono il pro Gattuso per forza o il contro Gattuso, io voglio capire le cose, e quando c'è qualcosa che non mi convince nella vita dico sempre mi manca un passaggio. Nella vita poi, anche quando non ho indagato, è arrivato questo passaggio, ho sempre detto eccomi, ecco il pezzo che manca, il pezzo del puzzle che serviva, 1, 2, mancava questo pezzo. E qua mancavano parecchi passaggi, alcuni li abbiamo ricostruiti. Scusa, e quindi, no, figurati, aggiungo questa mia riflessione al riguardo, che se è vero che ha citato questa cosa del veleno e dell'annusare il pericolo un paio di volte, quando poi è proprio vero che quello era successo, dopodiché le domande che gli sono arrivate bevi, esatto, le domande che gli sono arrivate sono state proprio queste: oggi hai visto il veleno? Oggi hanno annusato il pericolo? E allora non ti dà nemmeno modo di fare degli approfondimenti così, perché poi quando Gattuso dice di più, finisce che dice che i giocatori non hanno rispettato il piano gara, gli avevo detto di rompere la linea e non l'hanno rotta, e poi si sono guardati tutti quanti così, quelle volte in cui abbiamo fatto quegli errori che poi sono stati attribuiti a lui. Se poi Gattuso deve dire le cose come stanno e invece lo accusano di essere un ciuccio, è tipo lui, questo secondo me che non cresce, non ha potuto fare questo percorso di crescita da allenatore scafato che dice e non dice. Gattuso dice, e forse dice troppo per certe dinamiche, sia per i giocatori sia per insomma gli addetti stampa. Io, Valerio, abbiamo avanzato una proposta, se a voi farà piacere la faremo, perché deve far piacere a tutti. Ha detto mi piacerebbe un attimo. Poi, prima fammi dire questa cosa, poi ti rispondo, perché è quella cosa che pure vorremmo fare con Valerio. Ha detto: Guido, ti piacerebbe fare un'analisi poi generale a fine stagione? Mi ha detto: se agli amici bellini fa piacere, ma ci divertiremo, andiamo a ricostruire tanti momenti cardine della stagione. E io vi confesso con molta serenità che in settimana ho scoperto, non lo sapevo, che Gattuso ha il nono stipendio degli allenatori in Serie A, insieme a Di Francesco e Sonerato, sono 9, 10 e 11 a pari metri. Cioè lui prende meno non solo di Inzaghi, di tanti altri allenatori. E noi non abbiamo preso un allenatore non top, manco medio, abbiamo preso il 9º allenatore della Serie A. Prende 1,4 milioni, quasi 1,5 milioni. Vabbè, Conte è fuori rosa. Non che i soldi siano tutti, però ho detto, se tu prendi un allenatore medio, hai tutto medio, ma oggi non voglio parlare di nessuno, se no poi dico parli della Juve, parli là. Non mi sembra che delle conferenze di altri allenatori siano scoppiettanti, perché poco prima di Inter-Napoli Conte era sulla graticola, e io di conferenze stampe scintillanti alla Benitez non le ho sentite quest'anno. Quindi poi il veleno non ci piace, ma quando avevamo una persona veramente affascinante di cultura che ti spiegava bene anche come funzionano certi meccanismi del business plan, non ci piaceva, perché poi i colleghi si arrabbiavano che facevano brutta figura, che cambiava sempre formazione e non li indovinavamo mai la formazione. Stessa cosa è capitata con Ancelotti, che è un po' più dritto per dritto nelle conferenze stampe, cioè meno affascinante di Benitez, però c'era lo stesso problema che l'11ª formazione diversa di Ancelotti, e non ci faceva manco Ancelotti. Su Eternal Sunshine a Spotter Mind è uno dei peggiori, cioè il titolo originale è bellissimo perché poi è tratto da una poesia, ma è una delle peggiori traduzioni in italiano del titolo. Ciao Vale, buonasera e complimenti all'ottimo Guido per la sua comunicazione e visioni. Sono settimane che non faccio altro che pensare alla questione del perché lo chiama ancora San Paolo, ce lo può dire? Se tu mi autorizzi, sì. Io ti autorizzo. Allora, il mio papà, noi in famiglia diciamo siamo 4, mia madre e mio fratello non si interessano minimamente di calcio, mio padre e io sì. Il mio papà l'ha visto proprio costruire il San Paolo, lui andava al Vomero e poi ha studiato ingegneria, quindi proprio l'ha visto dalle fondamenta all'inaugurazione, è andato all'inaugurazione quando tra l'altro si chiamava Stadio del Sole, che non è la partita della nazionale, ma fu Napoli-Juventus 2-1,
perché in San Paolo si inaugurò nel dicembre del 59 e poi la partita, quella ufficiale che risulta come la partita inaugurale, è quella della nazionale nel 60. Fu una sorta di pre-inaugurazione, tanto per scusate che mio padre mi raccontava sempre, Guido, non c'erano i bagni, e io per sfotterlo, perché l'autoironia è importante nella vita, ha detto no papà, non ci sono ancora i bagni. E poi vabbè, è diventato San Paolo, l'abbiamo visto in tanti momenti belli. In tutta la mia vita, fortunatamente, ho visto il Napoli perdere in casa una sola volta con Manchester City, sarò stato fortunato, l'ho portato fortuna, pareggiare sì, ma perdere mai. E partite importanti, tanti Napoli-Juventus, Napoli-Stoccarda, no? Ed è legato alla questione di Diego Armando Maradona, perché oggi tutti fanno il santino di Diego Armando Maradona, lo raccontai a Valerio in una conversazione privata, ma non è vero, perché Maradona è stato scendere tutta la flora e fauna che viveva attorno a lui, lo cannibalizzava, veniva criticato spesso e volentieri da chi adesso si finge suo amico. Quando è morto Diego Armando Maradona, ricordo, ho fatto un rapido calcolo, sicuramente avrò sbagliato, numerico, praticamente ci saranno state 50 persone che hanno dichiarato che Maradona poco prima di partire, che poi in realtà non è che partì, fuggì veramente, dobbiamo dire cosa, è passato a salutarlo. E io dissi, la giornata è 24 ore, sono 50 persone, pure 10 minuti a persona non ci troviamo. Quando invece Mimmo Caratelli, decano e maestro del giornalismo nazionale, nel caso napoletano, è veramente una firma di arguzia, di intelligenza, di equilibrio, è un maestro, un punto, come dovrebbe essere il giornalismo. E lo raccontò con amarezza e con onestà e con giusto distacco che merita la cronaca. E nel corso degli anni ho visto tante cose sbagliate, e nella vita, come ha scritto nell'articolo su Orsato, uno dei miei grandi maestri è stato un professore di astrofisica negli Stati Uniti, ingegneria astrofisica, insegnò che nella vita noi non siamo molto bravi o sufficientemente bravi a chiedere scusa, che invece è una delle grandi lezioni che la vita ci dovrebbe offrire, ma soprattutto anche quando lo facciamo non lo facciamo bene. Mi convince. Sì. E poi finisco. E quando si chiede scusa, le scuse sono un atto in tre step. Scusa, è stata colpa mia, il secondo step. Il terzo, che è il più importante, dove cascano molte persone, troppe, cosa posso fare per rimediare? Se tu ti fermi alle scuse, quante volte le persone scusa, e poi questa persona te lo rifà, ti rifà. Il vero atto che ti fa capire veramente perché è sbagliato e che hai premura nella persona che hai ferito è cercare di poter rimediare, e casomai non puoi rimediare, però tu veramente ti sei esautorato. Ecco, noi abbiamo avuto Maradona in vita per tanto tempo, ancora non c'è il museo, ma manca uno sgabuzzino, c'è il figlio della governante di Maradona che non so quante volte ha fatto l'appello, ce l'ha in un magazzino tutti quei cimeli. Sono tante questioni. Ecco, aver intitolato lo stadio in fretta e furia, per quanto può essere un atto bello che ci ha emozionato, io avrei preferito meno, ma più di qualità con Maradona in vita, perché era casomai anche bello avere il Centro Paradiso ristrutturato per ospitare lui che palleggiava con le figlie, per raccontare, vedi qua papà si allenava, come si dice, ci sono delle foto con le figlie piccole al Centro Paradiso, no? E mi sembra un po' quello che mi ha detto questo professore, un po' tardivo. Sì, formalmente è bello chiamare stadio Diego Armando Maradona, però intanto ancora non c'è un museo, non di Maradona, non c'è proprio manco uno spazio dove c'è una maglietta. Allora non è una mancanza, spero di essere stato chiaro, nei confronti, anzi è una premura nei confronti di Diego Maradona, come per dire siamo ancora in ritardo, caro Diego, siamo ancora in ritardo. Altro che intitolare lo stadio, siamo ancora in ritardo e forse ti dobbiamo dire scusa. Guido, questa sera abbiamo segnato anche sul calcio d'angolo. Definiresti il nostro attacco completo? Maro, i rumori completo, anche se ha segnato Di Lorenzo? Beh, noi segniamo niente sul calcio d'angolo, siamo la terza squadra che batte i calci d'angoli, perché noi siamo stati, prima eravamo la prima. Infatti è sempre una sorpresa quando segniamo da calcio d'angolo. Non mi piace, bella domanda, innanzitutto a volte come siamo messi sul calcio d'angolo, perché io vorrei intanto un altro giocatore all'esterno sul vertice dell'area di rigore, non solo
una possibile seconda palla o tiro, ma anche una possibile copertura in ripartenza. Non si è mai completi abbastanza. Certo, nella mente di Gattuso e Giuntoli c'era quest'idea di avere dei giocatori brevilini e veloci, no? Lozano, Mertens, Insigne e due Marcantoni, quindi in questo era ben equilibrato, come Osimhen, che è anche molto veloce, e Petagna, che però ha fatto un grande sforzo quest'anno perché ha perso 7-8 kg, si è presentato in forma splendida, anche se è un giocatore veramente possente. Petagna, se lo incontri di notte fa paura in senso buono, lo dico, attenzione, sono sempre metafore sportive. E lui stesso ha detto: non sono mai stato così in forma, eccetera. Però chiaramente ha oltre che un'altra fisicità. Quindi è la precisione e cattiveria sotto porta che ci è mancata, però dici bene, noi quest'anno abbiamo sfruttato molto poco non solo i calci d'angolo, ma anche le punizioni. L'anno scorso stesso a Torino, no? Segnarono Manolas di Lorenzo, abbiamo segnato pochi gol di testa con i difensori, proprio niente, ha segnato Osimhen a Bologna, cioè. Quindi è da migliorare, bisogna capire se solo con la tattica e il bel gioco o anche con un acquisto diverso, ma tutto è migliorabile. Amico mio, con questa io ti lascio la parola e ti ringrazio anche perché poi non voglio trattenerti oltremodo, anche se questa meriterebbe una live a parte, secondo me. Ma gli ultimi 2-3 appuntamenti, vi devo fare i complimenti, ragazzi, sono di altissima qualità, segno che c'è voglia proprio oltre del piacere di stare insieme, ma di scoprire come funziona il mondo del calcio. È una brutta questione perché, come sempre, noi italiani siamo bravi a procrastinare, no? La data ultima era il 12 dicembre, ma chiedo un'altra deroga, arrivata la deroga, un'altra deroga, e questa è sulla sicurezza dei plessi scolastici, che invece dovrebbe essere una delle cose prioritarie, perché ci sono i nostri figli che, no? Quindi anche su questioni un pochino più importanti come il mondo del calcio. La Salernitana è in deroga dal 2013, caro Nando, che sono un pochino di anni. Non sappiamo se non è stato capace, la sfortuna, non c'era la volontà, però fortunatamente non è andata in Serie A. In realtà la deroga era che comunque uno non può avere nel campionato professionistico, altra cosa che vi è stata raccontata male, cioè Lotito comunque non doveva avere la Salernitana, no in Serie A, manco in Serie B, in Serie C, fino al 4° grado di parentela della sua proprietà. E lì nel caso c'è il figlio, il cognato, perché poi attualmente la Salernitana non sono andato a studiare perché io temevo, in senso positivo, che un'amica o un amico bellino mi facesse questa domanda. Ho detto: fammi andare preparato. Il 50% è di una società dove l'amministratore delegato è il figlio di Lotito, l'altro 50% è di una società, non è vero che è il socio e il cognato, dove sono 3 i proprietari con 51% e le altre 2 quote residuali, però sono tutti riconducibili alla sfera familiare di Lotito. È una questione che dovrebbe cioè formalmente lui deve vendere la società in 30 giorni, ma manco a farla apposta, proprio perché io ho anticipato la possibile domanda intelligente. Privatamente a Valerio gli ho mandato la dizione della fine di questa norma, che è molto all'italiana, cerchio bottista, perché può essere interpretata fino a che tu non mi dimostri che hai fatto tutto il possibile per vendere la tua società, ma non ci sono stati acquirenti. Quindi Lotito potrebbe forzare il comma finale di questa norma interpretandola o facendola interpretare in questo modo. Sì, chiaramente io non ne faccio mai una questione di tifo, ragazzi, quindi non diciamo, ma tu invece sei favorevole, a parte che io ero contrarissimo che generalmente si comprasse il Bari e ve l'ho già spiegato, perché non ha proprio la struttura societaria per gestire bene le società di calcio professionistiche. Però è una questione che mo bisogna vedere se Lotito la cederà e si è risolto tutto, o se vorrà andare allo scontro. È vero che a volte gli fanno la caricatura, la macchietta, eccetera, ma questo è un uomo che ha delle sfere, delle amicizie importanti a Roma, è una persona che comunque ha portato 2 squadre in Serie A, non c'è riuscito nessuno, detto, e anche questo non dobbiamo sminuire,
Però di nuovo non è che ce ne laviamo le mani Valerio e io, non siamo consiglieri federali, diciamo, non siamo il presidente Gravina. Lui deve vendere in 30 giorni. Dovrebbe essere la soluzione più scontata e più facile. Di nuovo, nella vita non c'è nulla di scontato. Potrebbe decidere di andare allo sconto sfruttando il comma finale, che è un po' ambiguo, dimostrando che però nessun compratore si è fatto avanti. Vedremo quello che succederà. Esatto. Sì, però Gravina un giorno dice una cosa, un giorno dice Fabio, nel senso che fammi essere chiaro su questo. Perché poi non voglio fare la parte di chi dice, non dice, si rimangia la parola. La norma è questa: come verrà applicata e come sarà questo sconto, se più pacifico, cioè voi avete visto, io mi ho preso una posizione intellettuale, anche se in pieno stile ironico, sulla Superlega. Mi sembra che oggi la Marotta e soci, tranne Cairo, hanno detto quello che aveva detto Guido. Addirittura De Laurentiis ha usato il termine arcobaleno, che noi sappiamo il simbolo della pace, usano un clima di assoluta cordialità, di bontà, Marotta, eccetera. Quindi oggi, casomai, ti dico, io non guido Gravina, no, e domani all'ordine del giorno rivediamo il comma. La norma per ora è questa. È partito il tassametro dei 30 giorni, vediamo che cosa succederà. Questa non la so, non so se sia ancora così, mi sbaglio. Negli anni precedenti un dirigente del Sassuolo faceva parte anche della dirigenza della Juve, anche in questi casi dovrebbero esserci delle regole. No, beh, c'era tutta una serie di parentele, non è che faceva parte, c'era nel Sassuolo c'erano, ma se per questo i conflitti di interesse del calcio, il più famoso era il figlio di Platini, il Paris Saint-Germain, che hanno speso quasi 1.000 miliardi per dire di campagne acquisti, non ha mai non violato, non si è mai interessato nessuno se si violava il fair play finanziario. Sul fair play finanziario ci dicono un sacco di cretinate, perché poi in realtà spesso c'erano società che controllavano altre società offshore che praticamente ti sponsorizzavano, la stessa Juve, no? La JEP in realtà poi è una società del mondo FCA, ha detto, è talmente complesso perché poi ti consentono tante zozzerie, ma non è che erano in due squadre, c'erano parenti che lavoravano nel Sassuolo di Marotta, però per esempio adesso Marotta sta all'Inter, Marotta che disse, vedete quanto è criticato il calcio, che lui si sarebbe dimesso come consigliere, perché attualmente l'Inter ha 2 consiglieri, quello che aveva in carica e Marotta che era in carica della Juve. Marotta è passato alla Juve, ha detto che si sarebbe dimesso, non si è dimesso e poi si è ripresentato, è stato rieletto, e i consiglieri sono quello dell'Atalanta, quello Lotito, cioè. Quindi l'Inter ha una posizione di grande forza perché ha ben due consiglieri, perché Marotta non si è... Ragazzi, il calcio è esercizio del potere, non dimentichiamocelo mai. Chi lo sminuisce, cioè noi siamo degli innamorati, perché poi alla fine il gol, l'emozione ti fa dimenticare tutte le cose brutte che accadono, ma invece noi dobbiamo ricordarci che innanzitutto che quel gol è portato da un prima, cioè se l'Inter ha chiesto ai suoi giocatori come premio scudetto, che non è che io ti premio, di rinunciare a 2 mesi di stipendio, io potrei pure l'interrogativo, quei 2 mesi tu hai giocato che non sei stato pagato e addirittura non hai ancora pagato i studenti contributi eccetera, non dovevi scendere in campo, non dovevi scendere in campo, non facevi quei punti, quei gol, e nessuno ha detto nulla, quando in realtà nelle serie inferiori si fanno punti di penalizzazione quando non arrivano gli stipendi pagati nella Serie C, nella Lega Pro, eccetera. Però è tutto normale perché esercizia il potere, ma adesso nessuno tocca l'Inter, come non ha mai toccato la Juve. Vedremo. Questo è quello che rovina poi il mondo del calcio, perché poi la domanda di questi grandi santoni da Perez in poi, ma perché le nuove generazioni non vi seguono? Non è che voi state ponendo che sono loro sbagliate, perché devono essere sbagliate? A parte che una persona potrebbe non seguirti perché non se ne frega di calcio, vuole vedere la pallavolo ed è legittimo, ma tu sei sicuro che hai fatto tutto il possibile per rendere affascinante, trasparente, emotivamente coinvolgente questo sport? O ci hai messo del tuo? O è sempre colpa degli altri? Io però non voglio monopolizzare lo spazio. Saluto come sempre della cortesia Valerio, tutte le moderatrici e moderatori.
e le amiche e gli amici Belline per per la pazienza, buon proseguimento e ci vediamo molto presto perché già si gioca tanto. È stato un martedì pazzesco. Grazie Guido Gentile. Saluto a tutti. Ciao. Allora, amici miei, siamo a 3 ore e 20 complessive, ma io voglio leggere più messaggi possibili perché sennò mi sento in colpa. Guido Gentile è molto più preparato rispetto a tante persone che si siedono sulle poltrone in TV. Sì, Guido, tu hai sentito? Sì, ha sentito. È proprio così. Oltre alla memoria storica, insomma, non dice stupidate, cioè molto spesso dicono proprio cose sbagliate e le portano avanti perché l'hanno dette una volta, oramai poi si registrano tutte le trasmissioni, quindi le devono portare avanti. È un peccato, ma noi ce la possiamo, cioè, permettetemi di atteggiarmi, sono proprio contento di avere questa fortuna. Sempre un piacere ascoltarti, saluti, tanto di cappello, tieni ragione, grande come sempre. Che peccato sono arrivato tardi. Carletto, lascia il like postumo e poi dopo te la recuperi, grazie lo stesso. Tornando alle scuse mancate, ma ci rendiamo conto che quando è arrivata la notizia post mortem che lo scagionava da tutte le accuse di evasione non si è visto un servizio su nessuna rete nazionale. No, ma hai ragione. A presto. Dove l'ho pescato? Amico mio, ha pescato lui me. Gli è capitato una raccomandazione su YouTube e mi ha detto che è rimasto sorpreso che non ho spaccato niente e quindi ha guardato un paio di video, poi abbiamo parlato in privato, poi abbiamo litigato. Poi mi sono reso conto, e questa è una cosa che dovete fatemi fare il fratello maggiore perché ci sono c'è una molta linea verde. Ragazzi, non parlate sempre via messaggi, via messaggini, telefonate, se è possibile videochiamate, ma se ci sono dei momenti in cui incomprensioni eccetera eccetera, il messaggino è deleterio perché nel messaggino tu leggi le parole degli altri con la tua voce interna e mentale, leggi un tono che magari non c'è, non tutti usano le emoji, non tutti usano le emoticon per spiegare il tono eccetera eccetera, quindi se potete telefonate, se potete ancora meglio guardate negli occhi, siamo in un periodo dove è difficile vedersi, quindi così da evitare incomprensioni e pregiudizi alla fine. Allora, vero, nessun servizio e tutti a dargli del cocainomane come se parlassero di doping. Sì, vabbè ragazzi, Pasquale hai sentito? Conce hai sentito? Sul social c'è, io ti consiglio amico di seguire il suo canale YouTube che è Guido Gentile Piano Sequenza scritto tutto attaccato e così sentite anche un pochino di cinema. No, ma nessuna incomprensione, ma poi ci sono certe cose che io mi posso pure portare nella tomba, cioè che cosa. No, ci sono stati dei momenti in cui io pensavo la pensasse in un modo ma invece era proprio l'opposto ed è bene chiarirsi. 1000 like, ma quanti siamo arrivati ragazzi? A quanti siamo arrivati per sfizio? Guido Gentile, l'Alberto Angela del calcio. Piace. Organizzarsi la giostra dura abbastanza. Amico, ma Vincenzo è così, ma ci sono degli argomenti che vanno fatti belli stringati eccetera eccetera, altri dove non puoi non approfondire. Io mi sto rendendo conto che anche i miei stanno diventando più lunghi, l'approfondimento di solito arriva a 15 minuti, non si può fare altrimenti, però è meglio, capito? Perché se tu te lo vedi vuol dire che veramente ti stai appassionando all'argomento e non è un mordi e fuggi. Non capisco perché Guido non lavori con grandi aziende televisive, quasi quasi fa rabbia a me per lui. Complimenti sempre a te che porti questa qualità. Grazie Dani. A Guido piaceranno queste parole, ma io penso sia stata pure una scelta sua, per sentirsi anche più libero. 855. Arriviamo a 900 un attimo, perché il Napoli ha vinto 5-1. Volevo un attimo ricordarvi che il Napoli ha vinto 5-1 con l'Udinese. Domani De Zerbi ci fa il regalo? Con il Milan si è comportato bene, conferenza, chissà, ha fatto una pre-conferenza, non lo so, non l'ho sentita. Se è stato altrettanto duro, sai, col Milan non voglio giocare, se con la Juve, perché. Vediamo, però secondo me sarà partita vera.
non uno scansuolo, spero non in uno scansuolo. Sostituiresti questo Fabian Godepol a fine stagione? Onestamente, amico mio, Fabian la sua crescita l'ha fatta, ci ha fatto vedere cose ottime all'inizio, adesso ci ha fatto vedere cose nuove, è cresciuto assai fisicamente, ha dimostrato di poter giocare anche un po' più basso. Ricordatevi che con Ancelotti lui giocava sulle fasce, giocava fascia sinistra, giocava fascia destra a tutto campo, più vicino alla porta. Adesso ci ha fatto vedere anche dell'altro. De Paul nel contesto udinese, anche lui caratteristiche da trequartista, si sacrifica e viene a prendersi il pallone. Due ottimi giocatori. E la vecchia per la nuova? Magari fai più soldi con Fabian e ne spendi di meno, lo sostituisci con De Paul? Sono scelte che ti possono andare bene o male. Questo fa il paio con il commento memorabilino dell'amico. Ma c'era, ragazzi, un altro amico che non mi è venuto a trovare perché ho sbagliato io, lo dovevo invitare prima, gli ho mandato il link troppo tardi, ma a me non me ne fotte, e vi voglio presentare un appuntamento che potrebbe diventare un altro appuntamento. Ci sono gli spottini, ci sono i commenti memorabili, c'è un momento musicale a cui io tengo moltissimo, perché il mio amico Angioletto, mo siamo in 360, vi vedete una primizia, guardatevi questo, perché il mio amico Angioletto, col quale io ho fatto le scuole, ho fatto musica, ho fatto anche calcio, quindi tutto, siamo cresciuti proprio insieme. Lui è uscito con questa storia di le canzoni di un minuto, e vi faccio sentire l'ultima, che è sui social. Prima dei social sapevo bene com'erano fatti i Cif ed il Pantene. Prima dei social mi chiedo sempre perché non si andava al mare a novembre. Ora coi social ho sempre uno spritz con me. Prima dei social, prima dei social, prima dei social non pubblicavo qualsiasi luogo dove mi trovavo. Prima dei social non ho mai fatto 50 foto prima di assaggiare un piatto. Ora che social pago il triplo, segui me. Prima dei social, prima dei social non c'erano influencer né Ferragni. Prima dei social, prima dei social chissà se vi facevate gli autoscatti dentro i bagni. E finisce così all'improvviso, proprio perché lui deve rimanere all'interno di 60 secondi, altrimenti quando li posta su Instagram finisce su IGTV. Quindi è uscito con questa idea, secondo me geniale, e sta affrontando una serie di discorsi triti e ritriti, e mi fa impazzire. Poi Angioletto è il mio migliore amico da sempre, e quindi un po' di musica è importante quando è geniale e quando mi fa ridere. E trovate Angioletto, se avete voglia di sentire gli altri, lo trovate su YouTube, scusatemi, su Instagram al nome Jolet, però con l'underscore davanti, perché lui non è social e ha fatto una cosa che è difficile da cercare. Ve l'ho scritto nei commenti: trattino sotto Let, Jolet. E quindi così. Andiamo a leggere altri messaggi. Sera Valerio, oggi il lavoro di Osimhen è da sottolineare molto, con il suo pressing Lozano ha segnato grazie a Gattuso, anche Ramani mi è piaciuto, Gattuso non ha idee, testa alla Fiorentina. Sì amico mio, testa alla Fiorentina, e sì il lavoro di Osimhen, io l'ho detto proprio in live, qualcuno se lo andrà a rivedere dopo, tanto c'è il timer. Il gol di Lozano è tutto Osimhen che va a pressare come un dannato Musso e lo costringe a un passaggio un po' complicato, insomma rischioso, e Lozano bravissimo a crederci, ad anticipare, a resistere al fallo che subisce e fare un gol non facile. Tra l'altro Lozano non ha fatto un gol facile. Osimhen oggi non ha segnato, ma ragazzi ha fatto un partitone. Prima dei social non esisteva Gattuso out, esattamente. Allora, Sergio De Cristoforo, grande Sergio, non conoscevo questa vena creativa, io l'ho conosciuto solo nella Frank League, grande Angioletto. La Frank League, ragazzi, voi non lo potete mai sapere, ma era la nostra league, era la nostra, insomma, il nostro campionato di calcetto dove facevamo qualsiasi cosa, e Sergio può dirvi come giocavo. A volte ingarravo la partita ed era difficile. Non facevo segnare, io non segnavo, io non facevo segnare. Prima dei social, secondo me è un tormentone, poi non lo so.
a pasta asciutta che la salsa coppa non si può mangiare. Giacomo, ma credo che fossero tortelloni, se lo riguardo meglio, non credo che sia salsa buttata sulla pasta asciutta, credo che fossero dei tortelloni, ma andatevela a rivedere sui social, sui loro social. Allora, qualche tempo fa ci dicesti che la squadra ne risente di ciò che scriviamo sui social. A questo proposito, credi che tali dichiarazioni di pessimo gusto fatte da alcune giornaliste abbiano influito? Io penso di sì, Marco. Resto convinto che i ragazzi stanno lì in una continuazione, specialmente quando... Allora, si dice che il silenzio stampa ha aiutato la squadra, che non ha avvelenato l'ambiente, però dopo un 5-1 e dopo le partite belle che ha fatto, ma non è che il giocatore meriterebbe anche una bella parola in pubblico da parte del suo allenatore? Guarda che fa piacere, non si possono sentire un complimento da un giornalista, non si possono sentire e che bella partita che hai fatto, la partita... dai, è brutto che stanno facendo questo sforzo e viene mortificato da un silenzio assordante. Vabbè, non ci siamo avvelenati, però nemmeno la soddisfazione. Prima dei social eravamo più social, e questa è anche una cosa che ha detto una mia amica postando una foto dove eravamo tutti quanti insieme a suonare le chitarre. È bello. Allora, statistiche alla mano. Sì, Mucedi, l'avevo vista questa cosa. Oltretutto Guido ci aveva detto che non erano 1.200 ma tipo 1.400, ma stiamo là, stiamo là, se qualche minuto in più, qualche minuto in meno, ci divertiremo un sacco. Ripeto, io sarei stato contento, si può dire, sarei stato contento di 10 gol li ha fatti. Diciamo che ha giocato anche poco, diciamo che io quando l'ho visto entrare con il Parma ho capito che ci dava una variante tattica e non saremmo stati bloccati nel 4-3-3. Bene, hai dato anche una nuova vita a Mertens, bene. Tanta roba, e magari 70 milioni, tutta questa storia di 70 milioni li deve ancora dimostrare, ma nel frattempo ci sta facendo divertire perché è una furia, è una furia. Marco dice che è scaramanzia, e anche questo è possibile. Gattuso che su Twitter inneggia Gattuso out, i social dentro ai social. Piccola curiosità, dopo 3 anni nella prossima settimana si ripeteranno la stessa partita, lo so sempre noi dopo, poi tra l'altro. Però non ci saranno alberghi che tengano questa volta, perché Gattuso ha l'esperienza di un Napoli che già ha subito una volta certe cose. Ma ragazzi, non vi preoccupate, molto dipenderà dalla partita domani con il Sassuolo, ma io vi dico, se la Juve non fa bottino pieno, cioè 9 punti in queste 3 partite, e dovesse steccare magari col Sassuolo, se stecca col Sassuolo, giocatevi proprio over Juve, cioè 5-0 per la Juve con l'Inter, una cosa del genere vi dovete giocare veramente, e poi se non succede vi divertite lo stesso. Fabian è il vero top player di questa squadra, equilibra la squadra in un modo impressionante, fidatevi di il Napoli raggiunge la zona Champions, lo dissi anche qualche settimana fa, fidatevi, noi ci fidiamo, speriamo bene. Lo vogliamo dire un Gattuso un po' tutti? Lo diciamo? Diciamolo. Sarà bello vedere approcciare e riapprocciare la Champions con giocatori come Osimhen, Lozano, Zielinski, revitalizzati e cresciuti molto, ovviamente speriamo. Notizia news fresca: Zaccagni ha messo un bel like su Instagram al post della partita del Napoli pubblicato dal profilo della Serie A. Questi social, vedi come ci azzecca. Allora, io un giornalista che chiama Pescivendolo a Gattuso in piena vita non posso vederlo, non mi dire nulla. Lo so, amico mio, ha fatto rimanere male un po' tutti. Demme farà la differenza contro la Fiorentina? Speriamo, amico mio. Bene anche averlo fatto riposare. Vedete com'è difficile il ruolo di un... Tutti quanti abbiamo visto Bakayoko nella partita, cioè nell'11 iniziale. Mo sbaglia Bakayoko, Gattuso out, dovevi far giocare Demme fino alla fine, finché non si poi non lo fa giocare, non hai messo Demme, si infortuna perché l'hai fatto giocare troppo, qualsiasi cosa fai ti tirano le pietre, Allora, litigio Nedved Paratici nel parcheggio dello Stadium, non ne so nulla. Francesco, hanno litigato?
Non lo scrivo più. Ultima volta ricordo in tempi in cui in chat c'era un momento spam goliardico, niente più. Facciamolo, dai, per l'amico A613. Ragazzi, scrivete punto esclamativo Fabian, tutto attaccato. Punto esclamativo Fabian, scrivetelo e vediamo cosa succede. Scrivetelo. Punto esclamativo Fabian. Vediamo che succede. Bravi. Vedete il Nightbot come reagisce? non fare lo spiritoso. Luigi. Vedi? È il Nightbot. Perché noi lo sapevamo già, e questa cosa noi l'abbiamo scritta in tempi non sospetti, e ci sono i testimoni della prima ora. Il Nightbot risponde: scetati che sei forte, crediamo in te. Vedi? Era nel periodo Fabian Mamme Santan. Lo capite? Un saluto a Bobotta lo mandiamo, perché riprenditi presto, la nostra mascotte che ha fatto sempre uscita fuori dai radar, e anche lì ci saranno momenti memorabellini. È qui che si gode, Gichia, è proprio qui. Ci siamo. Parliamo del grande Juan Di Lorenzo, che da quando c'è la settimana tipo e si può riposare puntualmente sforna prestazioni top. Secondo te un ass può ritagliarsi il suo spazio l'anno prossimo? Non lo so, su Di Lorenzo sì, sono d'accordo. Comunque ha saltato 2 partite, entrambe per squalifica, una roba incredibile. Su un ass sinceramente non lo so. Una cosa è nel Cagliari, una cosa è nel Crotone, una cosa è nel Napoli. Devi sempre vedere. Il ragazzo comunque il dribbling ce l'ha, Ancelotti lo faceva giocare ogni tanto, però se devo scegliere tra un ass e Politano, io scelgo Politano. Se devo scegliere tra un ass e Lozano, io scelgo Lozano. Se devo scegliere tra un ass e Insigne, scelgo Insigne. E se devo scegliere tra un ass e Mertens o Zielinski, scelgo Mertens e Zielinski. Quindi veramente sarebbe l'ultima delle scelte per me. Una magica estate sarebbe veramente, Ottavio. Speriamo bene. Le tonsille. Hai ragione, non era la prima ora, era la prima ora forse delle live. Il canale esisteva già da prima, ma le live sono diventate un appuntamento successivo. Hai ragione, Amorra. Vale, dopo che abbiamo battuto 3 anni fa la Juve 1-0, andando a così poco dallo scudetto, ti aspettavi dopo un Napoli che perderà 3-0 con la Fiorentina? A proposito, credi che il Napoli possa vincere? Aspetta, fammi rileggere. Che perderà? Vabbè, non mi aspettavo quella sconfitta, sicuramente non così netta, non così tremenda, però credo che questo è un altro Napoli, credo che questo fu troppo clamoroso, hai capito? Perché comunque noi stavamo dietro, capisci? E stavamo facendo una rincorsa e la Juve sembrava scoppiata, come spesso negli ultimi campionati la Juve scoppia alla fine. Però sì, è un'altra situazione. Il Napoli all'epoca lottava per lo scudetto, adesso stiamo lottando per entrare in Champions. Penso che sarà tosta, sì, penso che sarà tosta, perché ricordiamoci che gli abbiamo dato 6 palloni alla Fiorentina, palloni che non sono tutti, insomma quella partita ebbe un XG anche basso, se ricordiamo bene. Vi faccio vedere questa statistica. Il Napoli-Fiorentina, vedi come è importante, ve lo faccio vedere subito perché dovete capire una cosa, voi lo sapete già, però Napoli-Fiorentina, salva immagine con nome, ok? Vi faccio vedere subito, anzi faccio prima quest'altra cosa qua e facciamo un paragone, dopodiché ci salutiamo, per farvi capire le cose. Allora, Napoli-Fiorentina fu 6-0, la vedete? 2.24, 1.14, cioè la Fiorentina un golletto lo poteva fare, noi 2 gol, ma proprio 3. Vuol dire che abbiamo fatto tutti i gol difficili, non tantissime occasioni. Vedete i pallini? Hanno avuto delle occasioni anche loro,
ma non tutti facilissimi, non tutti gol clamorosi che dovevi fare per forza. Indovinate gli XG di oggi? 3.38 e 0.19, il che vuol dire che abbiamo creato più in un 5-1 e abbiamo concesso meno, nonostante loro un gol l'abbiano fatto, rispetto che con la Fiorentina. Cioè, ragioniamo su questa cosa qua. Fu una partita dove il Napoli non fu perfetto, è stato molto meglio oggi il Napoli, anche a livello di difesa del risultato. Capite? Quindi la Fiorentina starà come una pazza e cercheranno di togliersi gli schiaffi da faccia. È una Fiorentina anche diversa, c'è un Vlahovic in fiducia. Attenzione Mazzoleni in malafede. Rog, e dobbiamo vedere come torna dall'infortunio Rog, dobbiamo vedere. Ragazzi miei, gli XG dell'Udinese sono appena arrivati. Esatto, no, dobbiamo stare veramente attenti. Sì, questo sì, ma è più una questione di tifosi che di giocatori. I giocatori quando vanno in campo contro il Napoli, invece di pensare ai gobbi fuori dalla Champions, pensano di togliersi i paccheri da faccia, ragazzi, credetemi, su questo credetemi. Vi bacio, vi saluto, vi ringrazio per tutto il vostro supporto e per i vostri commenti, per insomma i like. Quanti like abbiamo fatto? Giusto per capire, perché poi magari qualcuno ne arriva dopo, visto che io la faccio come se stessi in TV, magari qualcuno se la vede dopo, perché la partita me la già vedrei tranquillamente. Sono chiaro. Ditemi quanti like un attimo. Il calcio è strano, Beppe. Le frasi. Sì, Antonio. Sì. Ciao Roberto. 880, benissimo, arriviamo a 900. Io farei un GG in chat per Vigorito, ma fatto arrezzare. Sì, good games, well played. Also VP, well played Vigorito, well played. Ciao Vincenzo, 2 canali, 2 likes, un abbraccio fraterno. Live con Viola Canadese, perché no? Il buon Gabe. Vediamo un pochino. Luca, ti posso salutare? Ti chiami Luca? Come no? Amico mio, ma tu ti sei iscritto al canale? No, perché chiedo. Comunque ragazzi, sì, ha segnato Lozano, però la partita l'ha fatta sempre lui, lo stiamo mettendo spesso, ma se lo merita. Dopo Lozano l'esercito dei disfattisti aveva colpito di nuovo. Ma qualcosa non andò secondo i loro piani. Il nostro biglietto d'uscita da qui. Sbalorditivo. Victor stava tornando. Più forte di prima. Molto più forte. Modalità attaccante veloce. Attivate. Iron Man. Osimhen Resurrection. Votino offerto da Giuseppe Argento. Voi fate i commenti memorabellini durante gli spottini e io ve li prendo a uno. Vale, ma quest'estate ce lo porti Gattuso sul canale? Io ti dico una cosa, se non rinnova con il Napoli prima che firma per un'altra squadra e magari non può fare interviste eccetera eccetera, io farò l'impossibile, veramente farò l'impossibile, lo devo abbracciare virtualmente e devo dirgli, chiedo io scusa per gli altri per quello che gli hanno detto, insomma veramente un peccato, non solo come uomo, anche come allenatore, ragazzi miei. Ci vediamo domani, vi bacio, sigla.
Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.hoplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel che uno resta nel cinema. Ciao.